Amici del rally, è tutto pronto qui alla 33esima edizione del Rally Internazionale dei Laghi, una copertura in diretta pressoché integrale da parte della Prealpina, una bella tradizione che portiamo avanti da 8 anni a questa parte, sicuramente in esclusiva per quanto riguarda il video, ma poi non dimentichiamoci anche la copertura del sito e del giornale cartaceo, ovviamente con lo speciale che oggi trovate in edicola per tutta la giornata, ovviamente curato da Beppe Macchi e che vediamo dietro di me scorrere con diverse informazioni, ovviamente da quelle più basilari che riguardano il programma, l'ordine dei partenti e anche qualche pronostico, insomma qualche informazione di più sui tracciati, insomma c'è veramente tanto da leggere e da scoprire, questo sull'edizione cartacea, ma ovviamente anche con noi nella giornata di oggi e di domani, perché queste sono le due giornate in cui si disputa questa 33esima edizione del Rally dei Laghi. Non sono da solo, ho una grande compagnia di viaggio con me, Elisa Galli, Valcuvia Corse. Ti diamo il benvenuto, siamo molto contenti di averti qui con noi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Ecco Elisa, allora ci troviamo al punto in cui la prova speciale numero 1 si sta per disputare, abbiamo qualche minuto ancora prima della prima vettura che varchi i cancelli della prima prova, però in mattinata abbiamo visto lo shakedown, sì, no? Sì. Lo shakedown è andato con dei tempi che potevamo forse anche già intuire, con Crugnola, primo tempo 1.46,9, con Re e Vozzo a seguire a 1.49,9, Miele e Mometti 1.51,6, 1.52,3 per Ripoli e Spataro in terza, cioè la macchina numero 3, scusate, quindi quarta posizione 1.52,7, un tratto abbastanza breve, 2,4 km, che si è corso questa mattina dalle parti di Montegrino, giusto? Sì, dietro sì, ho visto in quella zona. Sì, indubbiamente abbiamo dei piloti che conoscono le macchine, qualcuno un po' meno, quindi magari non ha dato il meglio per comprendere un po' l'assetto e tutto quello che concerne la macchina. E poi ovviamente abbiamo anche ovviamente dei contributi che ci arrivano dalle piste, insomma dalle strade che sono teatro delle prove speciali e dello shakedown. Subito le nostre immagini in esclusiva dalla vettura di Filippo Pensotti. Adesso di appanamento. Ah, vedi che adesso parte un minuto. Calma. Ah, ma l'ha fatto partire adesso, ma che pasticci stanno facendo? Devi mettere... Capisci il cazzo. Ah, mi fa partire lui. Ok. Aspetta, fermo. 10. Fa partire lui. Metti la marcia. 5, 4, 3, giù, 1, via. Destra 3, veloce, al rail, destra 2, chiude veloce, vai. 100. Tornante sinistro sì. Ritarda alla pianta, destra 2, veloce tieni, vai 30. Si usciamo più veloce. Sinistra 2, non tagliare, destra 2 tieni, 30, sinistra 2, non tagliare, lunga, tornante, destro, largo sì. Sinistra, per destra 2, veloce tieni, taglia, 100. Sinistra 4, per destra 4, per sinistra, subito destra 2, taglia, in sinistra 2, chiude veloce, sfiora, vai 50, via, al rail, destra 2, chiude ponte, in sinistra 3, veloce tieni, vai, in destra, in sinistra 3, veloce tieni, vai, 50, destra, tornante, sinistro sì, no,
100. È stretto questo. Dai sinistra, destra 2 veloce tieni, in sinistra 2 veloce, tieni e taglia alla sinistra, subito destra 2, veloce dai, in sinistra 2, vai, 20, tornante destro sì, vai, 20, tornante destro sì, no, destra 3, taglia, in sinistra 2, subito destra 2, chiude, taglia tanto qua. Sinistra 3 veloce, vai, sinistra 3 diventa 3 tieni e al verde diventa sinistra 1, chiude, occhio, taglia poco qua, vai per destra 2, in sinistra 3 veloce, tieni, esci forte qua, via, 30, via, su al rail, destra 2, subito sinistra 2, chiude veloce, deciso, alla casa, sinistra 4, 100, vai, stop. Allora, li facciamo in seconda, quelli larghi tranquillamente, devo anticiparli molto Lele. Però hai ragione te. Grazie. Quelli due stretti, quello sinistro quando salivo in prima, non riesco a farlo in seconda, sono troppo poca coppia perché è troppo chiuso. Va bene, ok. Gli altri li facciamo di seconda. Benissimo. Ce ne sono solo 2 che sono un po' stretti. Va bene. Il primo, hai visto come siamo usciti dal primo sinistro? Sì, ho visto. Seconda, terza, 2 chilometri e 4 di pura azione, che bello vedere questi dietro le quinte, Lisa, in cui abbiamo visto prodursi in questo shakedown di questa mattina Pippo Pensotti, uno che va all'attacco. All'attacco, però qua si vede che sta provando un'auto che magari non conosce benissimo, quindi sfrutta lo shakedown e comprende come usarla meglio. Come si vede anche l'asfalto non è proprio molto viscido. Infatti questa mattina il tempo non era dei migliori, abbiamo visto l'asfalto abbastanza bagnato, le cose stanno cambiando, sì. Ovviamente troveremo poi nella PS1 delle condizioni diverse e questo ovviamente si ripercuoterà su tutta una serie di fattori, l'utilizzo delle gomme e le varie strategie, no? Immagino. E poi una cosa che ho notato qua, Italia. Il tempo così in Italia comincia a uscire il fango e quindi immagino che ora che sono passati tutti sarà una cosa devastante quei taglia per tutti, tirando fuori all'interno delle curve il fango. Certo, perché potrebbero portare le auto dei detriti che quindi vanno ma soprattutto ora che passano tutti penso che faranno dei fossi. certo, ma adesso abbiamo anche dei contributi filmati che ci dicono proprio le impressioni a caldo dei piloti, le ha raccolte il nostro inviato sul posto Beppe Macchi. Pochissimi, mentre consulta i tempi, direi che al miglior tempo Andrea Grognone, Andrea Sassi, che bello vederti con lo spirito di sempre, combattivo, sorridente a casa tua. Guarda, siamo contentissimi, dobbiamo ringraziare tutte le realtà locali che ci hanno dato una mano a partecipare a questa gara, perché senza loro tutto non è stato possibile. Abbiamo ancora un bel viaggio in questa nuova stagione e daremo il massimo per onorare gli impegni delle persone che sono andate a essere Prealpina ti sta seguendo con particolare attenzione, ma affetto, ma anche per tutto l'anno, perché in tutte le tue presenze di spicco un varesino al top. Grazie mille, vi ringrazio come sempre, anche il vostro seguito molto è fondamentale e vi ringrazio per lo spazio che ci dedicate. In bocca al lupo! Certo, desta un'attenzione incredibile, una mobilitazione già dallo shakedown. Andrea Grognone nel cuore di centinaia di appassionati che chiedono autografi, suscita un'attenzione anche nelle prove tecniche, direi, dove il cronometro ancora Andrea Spataro. Che conclusione puoi trarre da queste prime test dello shakedown?
Ma io credo che al 18° laghi ne avrò fatti forse 15 sul bagnato, quindi inizia a diventare un po' una routine. Difficile, anche perché vedi che da un giro all'altro in 2 minuti cambiano le condizioni. La nebbia potrebbe fare tanta differenza in più rispetto a quello che magari potrebbero essere i veri valori in campo. Noi stiamo cercando di prendere un po' di automatismi ancora. Quali gomme pensate di usare oggi nel pomeriggio dalla Forcora? Vedremo quello che fanno gli altri e ci adatteremo di conseguenza. Secondo me saranno le assistenze piene di piloti a vedere quello che fanno gli altri per cercare magari di limitare o di riuscire a avere la scelta vincente. Bocca al lupo! Crepi. Preso al volo, proprio, solo 30 secondi, Simone Miele, che bello vederti con Roberto Momenti pronto all'ennesima sfida. Ci sono tutte le premesse per una giornata innanzitutto di divertimento, prima tappa del Laghi 2025. Ma le premesse no, perché non si vede un tubo qua, quindi speriamo che nel pomeriggio si alzi un po' almeno la nebbia, perché sennò qua con la nebbia così c'è poco divertimento. Però c'è da dire che dalle prime tempi di shakedown ti stai comportando bene, insomma. Sì, dai, stiamo tranquilli, vediamo, con queste condizioni sappiamo che non è mai facile, ma Varese ogni anno, anche quando le previsioni danno bello, poi ci riserva le sorprese. Ed è bello sempre vederti sorridente, entusiasta. Grazie. La nebbia ha pesantemente condizionato, insomma, questo andamento dello shakedown. Lo abbiamo sentito dalle voci delle interviste prese proprio sul posto da Beppe Macchi, che dopo ovviamente risentiremo nel corso delle prove speciali. Elisa, la calma olimpica di Andrea Crognola è un qualcosa di... Ci piace, cioè ci piace, è molto sicuro di sé, ovviamente sa il fatto suo. Tu dici non scopriamo niente, però no, è sempre bello vedere un atleta così è un sicuro. Talento naturale e lo esprime con la sua tranquillità, e sembra che stia andando a far colazione, invece lui sta facendo una cosa che poi magari gli altri sono super agitati e presissimi, invece lui super professionale. Invece gli altri insomma, erano un pochettino più preoccupati forse per la nebbia, che poi invece si sta diradando, anche complice ovviamente il passare del tempo e l'avvicinarci alle ore più assolate del giorno, no? La nebbia la preoccupazione è sicuramente il non divertirsi, perché a livello di tempi la trova uno, la trovano tutti, quindi puoi mettere tutti i riferimenti che vuoi, però difficoltà c'è. Chiaramente se scende parte anche per tutti il divertimento, quello puro. Lo shakedown è un momento cruciale, secondo me, dimmi se dico giusto, per vedere le ultime modifiche da fare alla vettura. Ti è capitato, ovviamente nel tuo passato nelle competizioni, di correggere un qualcosa di cruciale durante lo shakedown? Su questo posso dire poco, perché quando correvo io non facevamo lo shakedown. Okay. Ma nella mia ultima gara al Rally delle Valli Ossolane sì, ho fatto lo shakedown, non conoscevo la vettura, quindi ho proprio potuto conoscerla durante lo shakedown, quindi è molto molto utile. E perché la provi su un asfalto che poi comunque è quello che trovi in gara, perché è lo stesso giorno e tutto quanto. E quindi questo ovviamente aiuta a dare degli elementi in più, fondamentale, direi, cioè per avere un setup al massimo della vettura e perché possa performare al meglio. Adesso abbiamo un primo blocco di spot. Lo studio di amministrazione condominiale Elena De Felice fornisce un servizio altamente professionale, rivolto a tutti gli immobili del Legnanese. Garantisce una gestione professionale dell'immobile e la risoluzione tempestiva di tutte le problematiche relative alla vita in condominio, dal punto di vista giuridico, amministrativo e tecnico. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno, inoltre ampio reparto supermercato con articoli per ogni esigenza. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati.
Ed eccoci ritornati ovviamente in diretta quando sono le 15:47, ovviamente dalla redazione della Prealpina per seguire questa 33esima edizione del Rally Internazionale dei Laghi, Rally di Varese. Mancano pochi minuti, insomma dovrebbero mancare 7 minuti se andiamo giusti, insomma, con il programma della tabella tempi e distanze. È momento in cui passano le auto apripista. L'auto 0 è quella che sta passando in questo momento. Quante sono le auto apripista e cosa fanno, Elisa? C'è la 0, la 00 e la 000. Passano sul percorso e si assicurano che tutto sia in regola, soprattutto l'ultima che passa, che non ci siano persone messe in zone pericolose e che non ci sono pericoli, quindi che possa partire la gara tranquillamente. Ecco, e in questo caso vediamo un'auto che ha qualche annetto sulle spalle, una Nissan 370Z, mi sembra di vedere dalle immagini, spero di aver visto bene, è stato un momento. Ovviamente anche il lato della sicurezza è di fondamentale importanza, ci sono oltre 400 addetti che si stanno occupando dell'organizzazione, molti di questi ovviamente schierati dall'organizzazione perché tutto vada secondo le prescrizioni di sicurezza e nessuno si faccia male. Molto importante, non ci stancheremo mai di ricordarlo, di rimanere dove gli addetti del percorso dicono che si può stare. Ci sono delle zone ovviamente delimitate, no? Assolutamente. Che bisogna rispettare, soprattutto vietate vicino alle curve. Dov'è che non dobbiamo stare come pubblico? All'esterno curva, nelle traiettorie. E se poi c'è scritto zona vietata, un motivo ci sarà, quindi bisognerebbe rispettare, non discutere con i commissari perché sono lì per lavorare e veramente è faticoso avere a che fare con tutti. Per metterli in sicurezza oltretutto. Purtroppo abbiamo già registrato degli episodi diciamo di infortuni, quindi ovviamente è meglio seguire le prescrizioni alla lettera. Intanto vedo anche delle immagini sempre dalla prova speciale numero 2, la Laghetto 7 Termini, dove ovviamente si stanno ultimando le operazioni preparatorie, anche se noi però dobbiamo seguire la prima prova di questo rally che è la Forcora. Elisa, è una delle prove che si denota come novità di questa edizione. Tanti anni io ho avuto la fortuna di farla in un senso e anche nell'altro, è una prova bellissima e sono proprio contenta che è tornata anche per i piloti, per la novità, ed è un po' più corta rispetto al solito, ma magari se va tutto bene quest'anno si riesce a tornarla a fare bella come gli altri anni. Com'è più divertente, a salire o a scendere? Non scelgo, ecco. Anche quello va a gusti, però sono belle tutte e due, anche la discesa è molto impegnativa, molto bella. Immagino che sarà più insidiosa scendere. No, non è detto. Magari con un asfalto un po' umido. Esatto, con un asfalto umido sì, sicuramente. Però le macchine che ci sono adesso, soprattutto queste vetture super performanti, ti permettono veramente di fare cose che quelle dei nostri tempi è un po' più pericoloso, ecco. Elisa, ti chiederei anche, visto i tuoi contatti all'interno del mondo del motorsport, di dare un insight a livello di gomme, perché ognuno sta facendo le proprie scelte, ha fatto le proprie scelte. Esatto. In queste La ore. maggior parte che ho sentito punta sul cinturato davanti, magari un più 7 dietro, un asciutto morbido dietro, qualcuno la risca proprio con l'asciutto. Mentre adesso stiamo vedendo la prima auto di Andrea Crugnola, comunque finisci di raccontarci sulle chiaramente gomme. Secondo me andando in là, allora la strada io ho sentito un po' si è asciugata perché è uscito il sole, c'è il vento, chiaramente il sottobosco rimane umido, però mettendo su magari un asciutto morbido si scaldano le gomme, riescono ad arrivare e a sfruttare bene questa gomma. E adesso insomma vediamo il big, forse tra i concorrenti più attesi
di questo Rally Internazionale dei Laghi. Andrea Crugnola, campione in carica. Andrea Crugnola ovviamente dall'alto della sua grande professionalità prende molto sul serio questa gara di casa, ma nello stesso tempo la affronta in ottica di un campionato italiano rally assoluto che sta per iniziare, no? Abbiamo la prima tappa, quella del Ciocco e Valle del Serchio, mi sembra tra 3 settimane, 21, 22, 23 di marzo. E quindi questo rappresenta, un po' come anche nelle stagioni passate, un ottimo terreno per diciamo testare le ultime cose, vero Elisa? Tipo un rally test lo prenderà l'Andrea questo per utilizzare questa bellissima auto e partire poi per il campionato sicuro. Eccoli lì, lo vediamo alla partenza della prova speciale. Ricordiamo insomma, che stiamo seguendo la diretta del 33esimo Rally dei Laghi. Mi dicono dalla regia che c'è un altro blocco di spot. Parliamo di una Citroën C3 R5, vero Elisa? Insomma, sì. L'auto su cui troviamo Andrea Crugnola, navigato da Andrea Sassi. Eccola già impegnata, la vediamo con le immagini che ci arrivano direttamente dal percorso che abbiamo ovviamente in esclusiva. Ricordiamo, stiamo guardando la prova speciale numero 1 Forcora, ecco che dovrebbe arrivare in poco tempo l'auto di Crugnola dietro l'angolo, ma subito dopo la Volkswagen Polo, che dovrebbe essere quella di Gio Di Palma, navigato da Cobra, giusto? Esatto. Anche Gio Di Palma dice sempre la sua, ha avuto un po' di sfortuna gli anni passati, speriamo che quest'anno porti a termine questa bellissima gara e dica la sua. Gio Di Palma che comunque anche lui ha scritto il nome del palmarès dei vincitori del Rally dei Laghi nel 2018 e nel 2023. Intanto vediamo lo stile di Crugnola, è davvero un piacere vedere come delinea le curve il campione italiano in carica, campione italiano assoluto rally. E invece dicevamo di Gio Di Palma con un'assenza dai rally che è durata circa un anno, adesso si riaffaccia nelle competizioni e sta facendo di tutto perché questo ritorno alle competizioni con il Rally dei Laghi non sia l'unica apparizione della stagione. È navigato anche lì da un personaggio leggendario come Cobra e adesso lo vediamo spuntare l'auto di Gio Di Palma navigato da Cobra, Volkswagen Polo R5 Rally 2 della Miateco Corse. Se potessimo fare un piccolo raffronto tra i due stili di guida, come li definiresti, Elisa? Tra Gio Di Palma e Andrea Crugnola, adesso che li stiamo guardando negli stessi punti. E così a schermo non farei un confronto, anche perché parliamo di un campione italiano che guida come se stesse facendo la sua firma, e Gio che comunque non usa l'auto spesso e quindi sta cercando di conoscerla anche e di usarla come si deve.
Certamente. E invece per quanto riguarda il pronostico, Elisa, tu ti sei fatta un'idea, ovviamente partiamo con abbastanza chiari e dei valori abbastanza conosciuti, però sappiamo che ci sono sempre delle incognite, mentre intanto vediamo Andrea Spataro guidato da Alessia Nefolini sempre su Volkswagen Polo R5 Rally 2. Allora, io per il Laghi i pronostici non ne faccio mai, è una gara veramente difficile, le prove sono tutte molto diverse. Infatti si vedono molte volte anche i distacchi sono diversi. È una gara che si vince quando si sale sul palco a Varese, perché un po' per sfortuna, un po' per qualsiasi cosa può capitare di tutto. Quindi ragazzi che bravi, che vanno forti sono in molti, però non si può dire vince Crugnola perché è il migliore. Ce ne sono bravi, incrociamo le dita per tutti. Beh, questo ovviamente fa parte dello spettacolo, fa parte del grande valore tecnico della competizione e ovviamente ci tiene attaccati l'evoluzione di questi grandi piloti impegnati per la 33esima edizione del Rally Internazionale dei Laghi. Beppe Freguglia adesso lo stiamo vedendo prodursi in queste curve della prova speciale numero 1, lo ricordiamo, la Four-Core ha navigato da Marco Pollicino, Skoda Fabia R5, anche lui è stato tra i presenti lo scorso giovedì nell'evento di presentazione dell'auto della Prealpina, lo ricordiamo, quella di Pippo Pensotti e Gabriele Falzone, la nostra rappresentanza all'interno delle auto in competizione, ovviamente oltre alla nostra funzione di media partner della competizione. Beppe Freguglia ci raccontava ad esempio durante la presentazione come queste auto siano sempre, eccola, vediamo l'auto, queste auto siano diventate sempre più difficili da portare al limite, ecco, per una pratica quotidiana ma quasi per familiarizzare sempre al meglio. Confermi? Quello che dicevo prima, con le vecchie vetture. Ma quello è un po' tutto, però queste in particolare sono auto che concedono veramente tutto, un po' per l'elettronica, un po' anche sulla staccata, sono su tutto l'assetto, sono super performanti, ma per poterle utilizzare al massimo uno deve utilizzarle, e ragazzi che magari fanno 1 o 2 gare non possono sfruttarle al top della loro potenza. Chiaramente poi una gara come questa con un percorso così insidioso non possono andare via lisci e cercare di comprendere l'auto al meglio. Però è un bel test, è un gran bel test perché... Adesso il momento di Simone Mieri invece, navigato da Roberto Mometti, parliamo sempre di equipaggi del nostro Skoda Fabia R5, un rapporto anche personale che ti lega con Roberto Mometti, vero? Mometti è un amico e ci sono bravissimi navigatori, veramente, però per me lui è il top, lui è per me il migliore. Oltretutto Simone corre tanto con questa macchina e quindi lui la conosce abbastanza. È arrivato intanto il primo riscontro cronometrico con il tempo di Andrea Crugnola, 5:25 e 1. Quindi questo il primo tempo da registrare. Ovviamente Crugnola è partito per primo, quindi è arrivato anche per primo. Aspettiamo anche Di Palma, Cobra, 5 minuti e 30 spaccati, 4 secondi e 9 di distanza fra i due al momento che hanno già terminato la prova. In questo istante invece è l'auto numero 7 a guadagnarsi le scene con Alessandro Re e Marco Vozzo. In questo caso invece parliamo di un equipaggio 100% comasco, Volkswagen Polo R5. Figlio d'arte, oltretutto, figlio di Re Felice, ai tempi che correvano con le Clio. Certo, Di Palma è già arrivato, dicevamo, con un distacco di 4 secondi e 9.
Alessia, scusa, Elisa. No, ma selezionano da ti sopra. aspettavi di più o di meno come quello che distacco? c'è adesso. È la prima prova, magari vediamo gli altri adesso. Perché vogliamo farci un'idea Sì. più... Insomma, sono i primissimi chilometri dall'immagine, vediamo anche come l'asfalto si stia asciugando piano piano, dai. Diciamo che le Però condizioni migliorano. ho come l'impressione che è successo qualcosa, perché 15 secondi... Abbiamo il Spataro. tempo di Spataro. Sì, Spataro sì. a 15 secondi e 6 con un distacco da Di Palma di 10 secondi e 7. E questo inizia a essere forse un po' più un Su distacco, 7 km di prova, giusto? un distacco circa. più marcato. Sì. Sì, una prova che conta 7 km e 4, quindi un distacco forse un pochettino più importante di quello che ci potevamo aspettare. E ora abbiamo in partenza un'altra Squadra Fabbia in questo momento Squadra Fabbia che compare spesso e volentieri tra le prime file insieme alla Volkswagen Polo, che poi sappiamo che condivideranno diversa componentistica, no? in comune. Può essere il 9, può essere Pederzani? Potrebbe essere Riccardo Pederzani, nel caso sarebbe navigato da Martina Omacini. Parliamo sempre di un pilota delle nostre zone di Varese con la navigatrice Aspetta, dalle vieni in giro. zone di Bergamo. Parliamo della Fabia R5 Rally 2 della squadra Munaretto. Pederzani, anche lui figlio d'arte, anche suo papà Maurizio correva, andava forte ai tempi. E quindi anche lui ha respirato un po' Di aria. l'aria del rally, dello sport del motore, come si usa dire. Ma invece adesso stiamo vedendo Nicolas Cianfanelli, navigato da Jacopo Innocenti. Qui ci spostiamo un pochettino più in alto e più a est con le provenienze, insomma, Nicolas Cianfanelli di Sondrio, invece Jacopo Innocenti da Pistoia, con l'auto della Nico Racing. È arrivato anche il tempo di Filippo Pensotti, 5:42,7, il distacco dalla vetta è di 17 secondi e 6. Ma nel frattempo abbiamo anche il tempo di Beppe Freguglia, 5:58, con un distacco a questo punto di 25 secondi e 7. Anche in questo caso forse un distacco un po' più alto di quello che ci potevamo immaginare. Non ho commentato quello di Palma proprio perché, vabbè, Crugnola è passato, quindi volevo capire poi quale poteva essere il resto, quindi i 5 secondi ci stanno. Adesso bisognerebbe capire questo grande distacco di Freguglia. Ed è arrivato il momento di un altro piccolo break pubblicitario, ma rimanete lì. Mi dicono dalla regia che lo posticipiamo e così possiamo goderci ancora un po' di azione nel frattempo mi sembra che avessimo visto l'auto numero 11 di Luca Fredducci, navigato da Clarissa De Rosa, intanto con le immagini che ci arrivano sempre in diretta dalla prova speciale numero 1 della Forcora. Immagini che vengono coordinate dal nostro regista Pavel Palao. Ora è il momento navigato da Sergio Civelli. Anche qui la guidata è tutta varesina al 100%. Veterano Reduli di rally, ha la sua bella Clio in garage che non tocca e quindi E lo adesso ha vediamo tirato qua. fuori la Skoda. E qua corre con la Skoda. Ecco, ora confermo il break pubblicitario brevissimo, rimanete con noi. Nessuno affronta la strada così.
Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. La tua auto ha bisogno di aiuto? Vieni a trovarci in via Trieste 34D. Oppure vai sul nostro sito www.robiricambiusati.it, dove potrete trovare molti ricambi di auto a prezzi convenienti e potrai anche risparmiare. Non esitare! Ed eccoci ritornati con le immagini in diretta dalla prova speciale numero 1 di questo 33esimo Rally dei Laghi internazionale che stiamo seguendo in diretta video esclusiva, lo ricordo, qui alla Prealpina. Lo possiamo seguire sul sito della Prealpina, www.prealpina.it, sui nostri canali social, sul nostro canale YouTube e anche sugli altri profili, ovviamente, oltre al resoconto che possiamo trovare sia sul giornale cartaceo sia sul sito. È il momento di un'altra Skoda, questa volta abbiamo in rampa di lancio Claudio Formenti, alle note Nicole 1000, e qui l'abbinata è Varese con Skoda Fabia R5. La stiamo vedendo ora in questo momento impegnata sulla prova speciale numero 1, in un momento in cui la luce solare si alterna a momenti di luce ovviamente mancante data dai tornanti. Ci stiamo avviando verso il tramonto. Oggi dovrebbe tramontare verso le 18, qualche minuto dopo le 18. Però abbiamo a disposizione ancora qualche ora di luce. Dicevamo anche di una condizione meteo radicalmente cambiata da questa mattina, uno shakedown che durante la mattinata aveva visto diversa nebbia, anche diversa umidità, per poi dare spazio pian piano a diradamenti di sereno, e quindi questo ha condizionato anche la scelta delle gomme, come diceva giustamente Elisa Galli. Io direi di riandare sulla classifica e vedere fino a questo momento, con le prime vetture che hanno già portato a termine la Rally dei Laghi 2025. Ricordiamo il primo tempo, quello di Andrea Cognora, con 5 minuti 25 e 1, questo è il suo tempo staccato per la prova speciale numero 1, poi seguito da Di Palma con un tempo di 5 minuti e 34 secondi e 9 di distacco. Simone Miele in terza posizione, 5 minuti 32 4 7 secondi e 3 il distacco. A seguire Re con 8 secondi e mezzo, Pederzani 13,6, Spataro 15,6, Pensotti 17,6 e poi a seguire Ripoli e Freguglia in ottava e nona posizione rispettivamente con 21 secondi e mezzo e 25,7, Nicola Scanfilani decimo con un distacco dalla vetta di 27 secondi e mezzo, e quindi un tempo totale di 5 e 52,6. In questo momento altra Skoda Fabia RS impegnata sul tracciato. Si tratta di Fabrizio Vagliani, navigato da Gea Daldini, anche in questo caso. Adesso invece abbiamo staccato su Massimo Fusetti e Gabriele Meloni, altro equipaggio delle nostre parti. Eh sì, Fusetti anche lui si corre da tantissimi anni, è innamorato di quest'auto, quindi... Abbiamo cambiato categoria. Ma questo però è Maran, giusto? Questo... Il 20. Allora, questa è la vettura numero 20 che secondo il mio ordine di partenza è Massimo Fusetti, esatto. Però dobbiamo vedere se... Ho perso Maran. Se ci fosse una incongruenza magari ce ne siamo persi. In questo momento invece è la Clio gialla. Questa invece è quella di Vanni Maran, esatto, da Lorenzo Maran, quindi fratelli Maran per due. Fratelli
Maran, anche loro dalla provincia di Varese. Dicevamo, abbiamo cambiato categoria perché ci siamo spostati dalle R5 alle Super 1600. Sì. E qui, diciamo, per i non addetti ai lavori, che cosa cambia? Allora, queste qui, le R5 sono un 4x4 e queste sono 2 ruote motrici. Però la cubatura del motore rimane la stessa. Guarda, sì. I dettagli tecnici sono un po' indietro perché ripeto, io sono più ferrata sulle vintage, però sì. E cambieranno ovviamente anche le potenze, perché le R5 parliamo di auto certo. di circa 300 120 cavalli. Queste credo che sia intorno ai 280, credo. E comunque sono mica noccioline. Certo. Parliamo sempre di auto dalle prestazioni assolutamente considerevoli. Ancora Renault Clio in questo momento impegnata sulla prova speciale numero 1, questa dovrebbe essere veramente quella di Massimo Fusetti, navigato da Gabriele Meloni. Rimaniamo sullo stesso modello, stessa categoria, il trainino, la pattuglia delle Clio, vediamo è ancora nutrito con questa attesa delle Clio incolonnate per disputare questa prova speciale numero 1. Andiamo a vedere se intanto sono arrivati degli altri tempi ad aggiornare la classifica generale, ovviamente dopo la prima prova speciale che è quella della Forcora. Eravamo arrivati alla posizione numero 10, quella detenuta al momento da Nicolas Cianfanelli. Abbiamo poi l'equipaggio Brega Berisonzi in 11ª posizione. In questo momento però è cambiato con il tempo di Locatelli in 11ª posizione con 28 secondi e 3 dalla vetta. Parliamo di una Toyota Yaris. Brega Berisonzi invece scivola proprio sotto i nostri occhi in 12ª posizione con un distacco di 28 secondi e 7. 13ª posizione al momento detenuta da Fredducci De Rosa, 30 secondi e 4, e poi un divario che si allarga ulteriormente con ulteriori 11 secondi circa con l'equipaggio di Rodili e Civelli. E qui abbiamo coperto le prime 14 tempistiche, i primi 14 risultati che si sono affacciati sulla prima prova speciale di questa 33esima edizione del Rally Internazionale dell'anno. Bellissimo anche questo scenario dato da questa luce radente che invade l'area boschiva attraversata dalla prova. Un periodo dell'anno particolare, vero Elisa, con questa fine d'inverno sempre incerto, con un freddo che sta piano piano allentando le morse, che però presenta sempre delle incognite dietro l'angolo. Assolutamente sì, anche perché abbiamo provato a fare il Rally di Varese anche a aprile, fine aprile, e il tempo era forse peggiore rispetto a farlo in questa stagione, e sinceramente negli anni, anche l'anno scorso, è stato molto bello rispetto a, mi ricordo un anno che era molto più avanti, c'era la primavera, un disastro assoluto. Quindi a dire che il fatto di spostare in avanti a livello temporale la data del rally non è una garanzia, riparo esatto, da incognite sul fattore meteo, ovviamente, certo. È anche dato questo fattore dall'altitudine variabile che troviamo sui percorsi all'interno della nostra provincia di Varese, e quindi questo ovviamente dà anche quel pizzico di imprevedibilità in più, un pizzico di spettacolo in più. Poco fa, mentre scorrevano le immagini, abbiamo visto anche la Renault Clio Rally 3 di David Bizzozzero, veterano insieme a Stefano Cossi, veterano a dire poco, insieme a Stefano Cossi. Un'esperienza composita, multiforme, quella di David Bizzozzero, che si è anche misurato con la Dakar. Con la Dakar, sì, sì. L'esperienza che ricordiamo dai tempi quando correva con la Renault Super, non mi ricordo più neanche come si chiama, la Renault 5 Super, dei tempi che furono, sempre con Stefano Cossi, Arena, e diceva la sua. Chiaramente credo che anche per lui non poter usare quest'auto
in continuo non possa comprenderne appieno le potenzialità. Anche lui era tra i presenti Sì. qui alla sede della Prealpina quando è stata presentata l'auto di Pippo Pensotti e quella di Beppe Freguglia. La sua è una Renault Clio, diciamo, categoria Rally 3 con trazione integrale e insomma un'auto che si spera ben figurerà anche la sua in questa edizione del Rally dei Laghi. Parliamo sempre di Renault Clio in questo momento con Alex Vittalini, dovrebbe essere il numero 26 se non vado errato, e parliamo sempre di una ecco, questa è un'altra lettura, ovviamente stiamo parlando della 25 di Ludwig Zigliani, navigato da Elia Ungaro, invece in questo caso il 2 è totalmente bresciano, Renault Clio Rally 3. Questa invece è la Citroën DS3 Rally 3 di Alex Vittalini di Valmorea nel Comasco, però insomma non tanto distante dalle nostre zone. Se non si può definire una gara di casa, per lui poco ci manca, no? Sì, ma anche perché anche lui è uno dei tanti veterani che corre veramente dai tempi che furono. Anche lui ha qualche anche suo regalo sulle spalle. Sì. E anche lui è cresciuto a panni e rally, come tanti concorrenti che stiamo ammirando qui alla prova speciale numero 1. Che c'è qui al mio fianco. Ulteriori evoluzioni da questa auto numero 26, che è sempre quella in questo momento abbiamo un'altra Renault Clio sempre Guzzi. in partenza Sì, Maurizio Guzzi. con il numero 27 dovrebbe essere, se Io tifo Maurizio stiamo vedendo Guzzi. bene. Ecco, allora qui diciamo che abbiamo giocato a carte scoperte con un tifo malcelato da parte della nostra Elisa. No, in questo momento invece stiamo vedendo Andrea Bernardi con il Del Santo, però la vettura precedente, quella di Maurizio Guzzi, insomma, ha un'attenzione particolare. No, ci da conosciamo, parte poi ha di corso Elisa. tanti anni per la Valcuvia Corse, ma anche con l'Andrea. Non so sinceramente per chi non tifo, per pochi, perché non li conosco, non perché non tifo. Certamente, comunque ci ispirano tutti simpatia e poi ovviamente tifiamo per lo spettacolo. Noi Certo, come spettatori di questa diretta, di questo bello spettacolo che porta in alto il nome della provincia di Varese nel suo insieme. Rimanete con noi perché c'è un piccolo spazio pubblicitario adesso, ma torniamo subitissimo. Secondo perché Ed eccoci ritornati in diretta per seguire questa 33esima edizione del Rally Internazionale dei Laghi. Per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso, siamo nel pieno svolgimento della prova speciale numero 1, quella della Forcora, con le candidature che già hanno ultimato il loro passaggio sulla prova speciale. Andrea Crugnola con un
valore di 5:25,1. Jody Palma in seconda posizione a 4 secondi e 9, segue Simone Miele con 7 secondi e 3, Re Vozzo con 8 secondi e mezzo, Pederzani a 13 secondi e 6, Spataro Muffolini con 15 secondi e 6, quindi 2 secondi di distacco dalla quinta posizione, Pippo Pensotti settima posizione a 17 secondi e 6, poi Ripoli a 21 e mezzo, Freguglia e Cianfanelli a chiudere la top 10. Questa è la top 10 con un distacco di Nicolas Cianfanelli di 27 secondi e mezzo. E poi scendiamo con Locatelli, Breda, Fredducci, Marano in 14ª posizione, Rodili, Formenti, Vagliani, Bini, Fusetti e Mendy, la top 20. In questo caso ovviamente stiamo parlando delle Renault Clio Super 1600, quella di Meli, e poi in 21ª posizione Daolio e Longhi, sempre su Renault Clio. Il loro tempo totale è di 6 minuti e 28 e 3, quindi con un distacco di 1 e 3 e 2 decimi, mentre Longhi 1, 27 e 3. Intanto è arrivato anche il risultato di David Bizzozero, di cui parlavamo poc'anzi, 49 secondi e 7 il suo distacco dalla vetta con la sua Renault Clio Rally 3 a trazione integrale, di 6 14 e 8 decimi. Andiamo avanti a vedere lo scorrere delle vetture con le nostre telecamere in diretta dislocate lungo la prova speciale per farci apprezzare diversi momenti, diversi passaggi, quelli più spettacolari. In questo momento la vettura è la numero 33, quella che si sta affacciando sulla prova speciale. Mattia Broggi è navigato da Paolo Tozzini, qui la binata è varesina novarese, l'auto è una Peugeot 208 Rally 4 e parliamo di una vettura meno cattiva, ecco, diciamo un po' più simile a quelle stradali, ecco, in questa categoria, con delle carreggiate meno allargate, delle gomme con un battistrada più stretto, insomma, delle vetture più vicine alla produzione di serie che vediamo sulle strade normalmente. Invece adesso la vettura è la numero 32, quella di Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro. Invece qui abbiamo un'incursione dal Lazio con la loro Peugeot 208 Rally 4 della squadra La Superba, con questo loro passaggio all'interno della prova speciale numero 1. Vediamo anche gli ulteriori tempi che stiamo collezionando con Zigliani Ungaro, che chiudono prova speciale numero 1 a 6 primi 38 e 5 decimi, il distacco dalla vetta è di 1, 13 e 4 e poi a seguire la 25esima posizione detenuta al momento dal duo Longhi Stocchetti. Intanto Elisa Galli è costantemente fuori e dentro le piste, ha delle novità da darmi secondo me. Niente, ho una dichiarazione di Andrea Spataro che ha definito la prova, pensava fosse un po' più difficile, quindi sono andati proprio i piedi di piombo, ha definito il suo passaggio un po' conservativo, potevano fare di più e quindi niente adesso. Cambiano la scena. No, dicevamo di... Andrea dice, Andrea. un po' perché la ruggine un po' vecchietto, però dice, pensavamo fosse più difficile, siamo stati un po' conservativi su questa prova, potevamo fare meglio. E quindi insomma abbiamo anche questo parere direttamente dalle curve della prova speciale numero 1, quando invece si sta per disputare anche la prova speciale numero 2. Vedo già impegnatissimo e prontissimo anche Beppe Macchi,
Non so se ci senti, Beppe, se ci senti, dici un po' come sta andando e come si sta preparando. Non ti sentiamo, Beppe, forse abbiamo qualche problemino, dobbiamo ancora approntare il collegamento con Beppe Macchi. Ricordiamo il nostro inviato, ovviamente anche autore del grande speciale che trovate sul numero odierno della Prealpina, ancora in edicola, molto molto ricco di informazioni, di dati e anche di testimonianze dalle precedenti edizioni, e con degli insight molto interessanti sulla competizione e sulla edizione di quest'anno. Ancora Peugeot 208 che sta una prova speciale, parliamo in questo momento della Peugeot 208 Rally 4 numero 35, parliamo di quella di Roberto De Grandi con Stella Julian, e anche questa sta per ultimare la propria prova speciale numero 1, quindi la prima delle due che si disputano oggi. Infatti in programma sono 6 prove speciali in totale. Questa prima giornata, questa prima tappa composta dallo shakedown che è stato disputato durante la mattinata, e poi la prima prova speciale che stiamo vedendo adesso, la seconda che inizierà a breve, insomma verso le 17.09 era attesa la prima lettura, e poi a seguire il riordino, almeno la possibilità di vedere dal vivo tutto il circus viaggiante molto colorato, molto festoso a Caravate con alla Colacen, dove c'è la zona dell'assistenza, del parco assistenza. Intanto ci segnalano dalla regia una auto ferma tra la postazione 23 e 25, se ho capito bene, quindi un problema con un'auto che potrebbe intralciare in qualche maniera l'avanzata dei vari concorrenti che si stanno per affacciare sulla prova speciale. Dovrebbe essere la numero 32, quella di Simone Di Giovanni, se ho capito bene, che ha avuto dei problemi, ma attendiamo delle verifiche dai nostri ragazzi che si trovano sulla prova, quando nel frattempo ovviamente continua l'avanzata delle vetture. Ricordiamo il numero totale dei partecipanti ha sforato quota 100 con poco meno di 195 vetture moderne e 6 storiche che animeranno nella loro interezza, nella loro totalità questa edizione del 2025 del Rally dei Laghi. Ora ai cancelli di partenza l'auto che sta prendendo parte alla prova è quella, la numero 39, quella di Gianmario Menolfi, navigato da Nico Mostacchi, sempre una Peugeot 208 Rally 4. Qui abbiamo una rappresentanza sempre lombarda, bresciana, sondriese. Quando invece prima, con la versione numero 38, avevamo Piotr e Plazanska Camilla dalla Polonia. Questo a sottolineare anche il tenore non solo italiano, non solo lombardo della competizione, ma che è capace di attirare anche un equipaggio di concorrenti polacchi. Dice Elisa. Allora, innanzitutto volevo ricordare che qualche anno fa c'era Rally del Laghi, Rally Città Giardino, la Ronde, la gara in salito, quindi le gare sul territorio erano molte. Ma in particolare un anno venne a correre da noi la Minna Silancorva con Michela Marangoni, e l'anno prima vinse il mondiale, e poi con la Mazda corse sulle nostre strade. Questo a dire che l'attrattiva anche diciamo dall'estero di questa nostra gara
qualcosa di nuovo assolutamente, e così abbiamo visto anche questo equipaggio polacco le strade della provincia di Varese. Prova speciale numero 1 ancora in svolgimento. In questo momento la lettura è sempre quella numero 39, dicevamo quella di Gianmario Rinaldi, anche Mostacchi. Direi di andare a dare una spolverata ancora alla classifica per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso di questa nostra diretta che è iniziata già alle 15:30. Andrea Crugnola è al comando, 5 minuti e 25 e 1 il suo tempo per la prova speciale numero 1, la Forcora. 4 secondi e 9 il distacco di Gio Di Palma. Simone Miele a 7 secondi e 3, seguito da Re con 8 secondi e mezzo e Eversani 13 secondi e 6, Spataro, Pensotti, poi abbiamo a chiudere la top 10. Intanto proviamo a sentire se è stato ristabilito il collegamento con la prova speciale numero 2 che il collegamento con il nostro inviato Beppe Macchi ancora deve essere approntato, e invece adesso c'è ancora spazio alla pattuglia, al drappello delle Peugeot 208, in questo caso è quella di Marco 40, navigato da Thomas Trombetta, Peugeot 208 Rally 4 della KZ Racing. Tu hai mai avuto esperienze con le auto del Leone? Era con un Peugeot 106, gruppo M, sì, una sola. No, non è vero, correvo con la 205 Rally, invece mi sono andato indietro nel tempo, sì. E comunque insomma ho iniziato. Sono due le tue esperienze con le auto del Leone, e come sono state? Ecco, se puoi dare un fil rouge che ha accomunato queste vetture. Beh, quelle che poi Peugeot faceva da rally erano uno spettacolo, tant'è che la 205 Rally credo che non so cosa darei per poterla avere ancora oggi. Questi momenti a Marcord ci piacciono moltissimo, anch'io insomma avevo qualche anno in meno e me ne ricordo molto molto bene. Erano delle auto che hanno delineato il nostro immaginario collettivo e che ci hanno cresciuto in questa passione che poi siamo anche riusciti a tramutare in un lavoro in un modo o nell'altro. Adesso torniamo tra pochissimo. Nessuno affronta la strada così. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. La tua auto ha bisogno di aiuto? Vieni a trovarci in via Trieste 34D. Oppure vai sul nostro sito www.robiricambiusati.it, dove potrete trovare molti ricambi di auto a prezzi convenienti e potrai anche risparmiare. Non esitare! Che belle quelle Peugeot, che belle Elisa, hai davvero rispolverato un angolo della memoria mai sopito, perché erano veramente leggendari, avevano un qualcosa, uno spirito. Io ti parlo ovviamente non da addetto ai lavori, non da uno che le ha provate, però ti dico da fuori avevano un grandissimo fascino, e tu mi stai confermando anche il grande divertimento che hai avuto guidandole. Anche perché la 205 Rally era un 1.3 di cilindrata, doppio carburatore, comunque era un 1.3 ed era una macchina veramente performante per allora, essendo così piccolina. E mi dicevi anche che questa cilindrata 1.3 con una
tecnologia a carburatori non a iniezione soffriva particolarmente nei cambi di altitudine, vero? Questo doppio carburatore e tipo in cima al Covignone, un Valtellina in cima al Moltirolo, poverina sì, aveva qualche difficoltà. Però faceva parte anche di un'epoca, anche quello, insomma, la capacità di stare dietro alle bizze, alle diciamo intemperanze di questo tipo di tecnologia, di questa meccanica, forse certo per voi rappresentava un'incognita, però dall'altro lato magari aumentava anche la spettacolarità della corsa e della messa a punto. Ma chi la usava ormai era abituato, anche come nell'accenderla, a stare molto 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 attenti perché era facile ingolfarla. Un aneddoto, io ce l'avevo anche stradale, mi ricordo Filippo Pensotti una volta fa, te la sposto io, è salito, perché comunque era in grado di guidare, però non abituato a questa macchina, e alla fine l'ha ingolfata, non riuscivo più a scendere. Era da conoscere, ecco. Bisognava prenderne le misure, ma perché si ingolfava, scusa? Ecco, Sempre per finire l'aneddoto. Questo era i carburatori, poi avendolo doppio, e uno andava, l'accendeva con una macchina normale, accelerava e tutto quanto, quindi si riempiva di benzina. E quindi poi dopo diventava difficile farla andare e smaltire, insomma, questo quantitativo. Soprattutto quando capitava in prova che si spegneva, era il panico. Certo, perché poi lì le tempistiche diventano molto strette e bisogna ovviamente rispettare i tempi dati dalla tabella tempi e distanze. Non voglio immaginare se ti succede proprio in mezzo alla prova, magari in un trasferimento ancora molte volte ma in mezzo a una freno prova. a mano, si girava, si spegneva, quindi era una tragedia. Però insomma temprava maggiormente i piloti. Ecco, I racconti a fine prova, i racconti. I piloti che adesso magari invece si misurano con diversa, con degli aiuti diversi che cambiano in qualche maniera l'approccio proprio che c'è alla prova speciale. Prendiamolo sempre con le pinze perché parlo per sentito dire, però anche auto, queste qua nuove, super performanti, con tutta questa elettronica, qualcuna di queste se ti si spegne in prova ha talmente tante cose da astronave che ora che uno comprende come rischiacciare e ripartire tutto nell'ordine giusto è complicato anche quello. Infatti vediamo su molte di queste vetture, soprattutto su quelle ovviamente di testa, nelle prime posizioni, questo florileggio di bottoni e bottoncini tutti colorati che da un lato sono anche molto affascinanti, però non ci immaginiamo bene forse tutte le funzioni che possono avere, e ognuno di quello svolge un compito particolare e vanno usati nella giusta successione perché possiamo materialmente condurre la macchina in prova, e quindi anche lì insomma bisogna essere molto ma molto attenti. Noi avevamo il tastino della ventola perché se surriscaldava ventola doveva partire, poche cose in confronto ad oggi. Quindi un comando manuale Esatto, della ventola, non vi affidavate a un termostato o comunque a nessun altro tipo di ausilio, voi vedevate tipo c'era un ritardo della partenza, eravamo tutti già legati, casco e tutto, e quindi si faceva partire la ventola supplementare onde evitare surriscaldamenti. Riscaldamento a manetta e via andare. E questo succedeva anche in questo periodo dell'anno o succedeva solo in estate o con le temperature alte? No, succedeva, io mi ricordo un barese che diluviava e lì correvo con la Delta, una nebbia tremenda, un caldo in macchina e magari sostando comunque sostare un po' più a lungo per quanto la temperatura non fosse alta, poi la macchina, quelle non dico di una volta, ma quelle di qualche anno fa, era questo il problema. Sembra adesso che sia stato ripristinato il collegamento con la prova speciale numero 2. Beppe Macchi, lo vedo pronto sulla prova. Beppe, dacci subito un termometro della situazione, come stanno andando i preparativi. Sentite? Daniele Elisa,
Sì, mi sentite? Benissimo. Ti sentiamo forte e chiaro, Beppe. Sei sulla prova speciale numero 2, la Laghetto 7 Termini. Raccontaci com'è cambiata, perché abbiamo una 7 Termini. Abbiamo una 7 Termini con delle declinazioni diverse a seconda che sia prova speciale numero 2 o 3 o 5, vero Beppe? Sì, certo. Allora, la 7 Termini numero 2 è questa che stiamo per osservare, perché partirà intorno alle 17.06. Il primo corrente è atteso a quell'ora e mancano dunque 20 minuti circa, dai 20 ai 30 minuti. Non dimentichiamo che qui a Montegrino Valtravaglia, come tutte le serie di controlli orari, i concorrenti giungono almeno 10 minuti prima, si posizionano, il navigatore deve depositare sul tavolino dei cronometristi la sua tabella di marcia e deve depositarla esattamente nel minuto preciso assegnato per non pagare penalità. Ecco, come scusami vedete, Beppe, confermi l'orario di partenza della prima vettura dunque alle 17.09 come pronosticato sì, dalla tabella 17.09. tempi e distanze? Il capoprova proprio si chiama Maurizio Ceruti, che abita a Omegna esattamente, è il capoprova di questa prova, che è osservata dal punto di vista sicurezza da 58 ufficiali di gara dell'Automobile Varese. Il capoprova è molto esperto e ci ha confermato che 17.09, ma sapete, come ogni gara stradale, tutto si avviene e si decide in divenire, cioè praticamente vi confermeremo l'esatto preciso orario nel momento in cui vedremo le vetture al controllo orario prima della partenza, perché in quel momento la direzione gara stabilisce appunto l'orario preciso in virtù proprio dell'intero serpentone. Alcuni lo chiamano il serpentone di gara. Vedete, ora abbiamo la vettura numero 0, è quella affidata proprio, e chiamiamo Ecco, Giacomo Beppe, Mogliari vicino a noi. Ecco, ci certo, lasciamo la parola prima al recordman del Rally di Laghi, Giacomo Mogliari. Ed eccoci qui con Giacomo Mogliari. Giacomo, come hai trovato la prima prova speciale di Forcora, innanzitutto? Beh, intanto da pelle d'oca, perché l'avevo fatta tanti anni fa, però molto bene, la gente è messa bene, bel pubblico, belli in sicurezza e un po' di neve in alto, ma ai bordi, quindi la strada devono averla fatto un lavoro il comune questa notte fantastico. Perché è nevicato? No, ce n'è giù veramente tante, in alto ce ne sono 25 centimetri, e quindi devono aver fatto veramente lavorare tutta notte quelli del comune, bravissimi, complimenti, però tutto perfetto. Comune di Maccagno, Compino e Vedasca. Ecco, che sensazioni hai avuto? Cioè Campagnano, Musignano, Lago Deglio e alla fine Passo Forcora. No, è bellissimo, te l'ho detto, da pelle d'oca. Io l'avevo fatta anche al contrario, l'avevo fatta intera, l'ho fatta in discesa, quindi l'ho fatta in tutti i modi, però bello. So che adesso i rally devono essere un po' forse più giusto nella sicurezza, quindi si va più in salita che in discesa, però bella veramente. Poi ci sono dei punti per il pubblico bellissimi in sicurezza e vedi 3-4 tornanti, quindi molto bello. Tra Lago Deglio e Forcora. Bravissimo, bravo, da quando fai lo scollinamento e poi fai il pezzo veloce, e poi bello perché con la neve però è uscito il sole, i raggi di sole, era una roba veramente bella per tutti, penso. Giacomo, un breve Amarcord, poi ci chiameranno, nel momento in cui ci chiamano ti dobbiamo lasciare andare, perché tu sei a prefitto ufficiale con Marcone Verdelli. Il grande Marco Verdelli passa con agilità da Lancia Stratos guidata da Tony Fassina a Jack Ogliari, che ha il record di vittorie al Laghi. Ecco, qual è la vittoria delle 5 allora, 2 con la Delta, poi con Toyota, poi con Subaru, 2 con Toyota, esatto, Corolla, e poi con Subaru. Ma sai, sono tutte belle. Poi vabbè, la prima volta a vincere a casa, che io avevo già vinto nell'89, poi lo sai che ho avuto quel problema, quindi sono arrivato secondo perché ho rotto il differenziale, e quindi non si dimentica mai. Quella con la Delta, quando c'era la Forcora, l'ho vinta con Fabio Bottinelli, che adesso non c'è più, un mio amico fraterno, e quindi ce l'ho nel cuore quella vittoria. E poi quelle 3 di seguito, fino a che poi non abbiamo più potuto correre
a Varese perché le macchine più potenti non potevano correre, però la cosa bella è stata che gli ultimi 3 anni le abbiamo vinte con 3 macchine diverse. Approfitterei della vostra presenza, anche del fatto che siete un po' la memoria storica del rally. Ritornando sulle condizioni meteo, per gli appassionati, quante edizioni si sono registrate con la neve per terra? Perché potrebbe rappresentare, ovviamente non sarà il caso di quest'anno, ma potrebbe rappresentare un elemento di spettacolo. Si sono disputati in passato dei rally dei laghi con la neve per terra? Giacomo. Sì, nel 2018, poi nel 2003 c'è stato, però io anche quando l'ho fatta nel 97, che proprio c'era la Forcora, che abbiamo vinto, c'era un diluvio pazzesco su tutte le prove, il nevischio sulla Forcora, ma la pioggia è stata un giorno e mezzo di universale. Ecco, non diciamo che rally vuol dire capacità di superare le avversità meteorologiche e soprattutto quelle ambientali, quelle sul terreno. Un personaggio come Giacomo Gliari facendo il Monte Carlo, cosa hai provato? Bravo. Lì passi dall'asfalto asciutto al verglas, che è il più terribile perché ti tradisce, dal ghiaccio alla neve. No, veramente. Io ho fatto vari Monte Carlo e fortunatamente ho fatto dei bei risultati, e anche l'ultimo Monte Carlo. Loro lo chiamano il ghiaccio nero, che poi è il verglas. Perché lo chiamano ghiaccio nero? Perché non si vede, ma è ghiacciata la strada, ma è talmente fine che il chiodo non serve a niente perché arriva sull'asfalto e quindi diventa veramente difficile guidare. E poi la difficoltà enorme di Monte Carlo è che parti dal basso, che è asciutto o piove, e arrivi su e sta nevicando, oppure se all'ombra è ghiaccio, e la stessa prova a Scollini ed è tutto asciutto perché c'è il sole. Oppure hai una curva all'ombra che è ghiacciata e una curva al sole che non è più ghiacciata. Un disastro. Da una parte dall'altra parte è il massimo dei godimenti, Jack, perché vuol dire capacità dell'uomo pilota in sintonia col navigatore e con i ricognitori di affrontare e superare le difficoltà. Proprio vero, guarda, io ho sempre avuto dei ricognitori veri, nel senso che il mio primo Monte Carlo ho avuto Piero Liatti, che aveva vinto Monte Carlo, poi ho avuto il mio navigatore Giozzoli, perché io correvo con Marco Verdelli, ma che mi conosce a memoria, e l'ultimo anno il povero amico fratello Craig Breen è stato un mio ricognitore con la Tamara ed era pilota ufficiale Hyundai nel mondiale, solo che non faceva quella, partiva in Svezia lui, ed è stato importantissimo perché lui mi diceva sempre in inglese di stare attento, il ghiaccio nero, io all'inizio dicevo cosa sta dicendo, ecco, e invece era verissimo, è impressionante. Ecco Beppe, ti ringraziamo ovviamente per questa prima anticipazione sulla prova speciale numero 2. Noi ci ricolleghiamo con te ovviamente quando arriveranno le prime vetture che si incolonneranno per disputare la seconda prova del rally. Noi invece ritorniamo ancora a seguire le ultime fasi della prova speciale numero 1, sempre con le telecamere coordinate dal nostro regista Pavel Palao. Abbiamo proceduto nell'ordine di partenza, vediamo che come la luce stia calando pian piano, quindi forse non è ancora tempo di accendere le luci, però poco ci manca. Siamo arrivati alla vettura numero 58, Cristiano Valentini e Flavio Reboldi, duo bresciano che corre con Renault Clio della Promotor ASD. Elisa, avete qualcosa da commentare? 57 all'ultimo curvone. Questo che è appena passato il 37 è Statti, anche lui lo conosco perché anche era Valcuria Corse, un ragazzo che anche lui fa poche gare qua in zona e non dico che adora quella macchina perché in base agli sponsor si adorano tutte le macchine che possono permettersi. E in questo caso parliamo di vetture che vengono prese a noleggio. Quindi, a noleggio, sì, ecco, sì. E quindi di volta in volta potrebbero anche cambiare a seconda delle esigenze che si hanno o anche forse banalmente di quella che si trova a disposizione. Allora, in base agli sponsor, oltretutto, perché i costi variano, una volta, però c'era più la possibilità di avere delle auto proprie. Ora con i regolamenti, con tutti questi cambiamenti, con le esigenze di rimanere al passo avere una macchina propria, infatti sono più quelli che hanno quelle piccoline, questi qua se la stanno nel gioco perché poi molte volte si fanno all'anno e si cerca
abbiamo questi 4 sponsor che si fa magari il Valle Sonale, il Rally dei Laghi, il Rally del Ticino, si riesce a gestire così. Ecco, forse ovviamente non siamo ancora arrivati alla categoria delle N2, però mi piaceva anticipare quel discorso che mi stavi facendo prima di quel trofeo legato alle N2. Esatto. Di cosa Allora, parliamo? innanzitutto una lode a tutti i ragazzi che corrono in N2 che io reputo N2 e N3 in genere eroi, perché comunque sono delle macchinine da guidare veramente e non sono sempre la guerra in quelle classi. Per quanto riguarda il trofeo Luca Montesano era un nostro amico, un meccanico, un pilota, un navigatore, un appassionato e una persona stupenda. Purtroppo è venuto a mancare, però ha lasciato un grande segno, quindi un gruppo di amici. Tutti gli anni si provvida a fare questo trofeo, si raccolgono i fondi per tecnici che hanno vinto, che adesso io non conosco a memoria, e non c'è una quota per iscriversi, c'è questo trofeo che comprende tutti i ragazzi che ci sono in N2. Per il primo classificato c'è l'iscrizione per il Rally dei Laghi dell'anno successivo, per il secondo uno shakedown sempre per il Rally dei Laghi dell'anno successivo messo in paglia da Andrea Sabella, e il terzo la bottiglia di Sambuca che rappresenta un po' la compagnia e un liquore che piaceva loro, però ho piacere a ricordare. E non è l'unico trofeo Piloti per Bene, quello di Ulisse Bardelli, sì, infatti come puoi vedere ho il braccialetto e oncologia pediatrica e stanno aderendo in molti. In questo momento è la vettura numero 70 a guadagnarsi le scene qui con le riprese in diretta fornite dalla Prealpina. Questo 33esimo Rally dei Laghi, la vettura numero 70 era quella di Andrea Pistoletti, navigato da Luana Pistoletti su Renault Clio Rally 5. Ora la numero 72 appena tagliato. Equipaggio femminile, esatto, di cui tu ci puoi raccontare dei retroscena, perché Luisa si è occupata diciamo in prima persona della formazione come navigatrice di Alessia Tomì, che naviga Asia Renault Clio di questo duo femminile. Raccontaci un po' come sono andate le fasi. Allora, Alessia mi ha cercato lei perché è una grandissima appassionata e già prima del Covid avevamo cominciato, poi dopo c'è stato il Covid e abbiamo dovuto sospendere, nel frattempo ha dovuto laurearsi, quindi un po' così. Poi mi ha ricercato perché è veramente determinata a correre con questa grandissima passione. Abbiamo iniziato, però lei, non avendo la possibilità mai di essere salita su un'auto da gara, non conosceva proprio le note. Tant'è che quando abbiamo iniziato a un certo punto le ho detto facciamo così, guida un po' e così comprendi anche cos'è una nota. Abbiamo iniziato facendola guidare io, dando le note a lei. E così insomma avete piano. ricostruito un po' l'ABC di quello che è il processo di come poi si impara a dare le note e il significato che queste poi hanno sul percorso a seconda delle insidie che ci sono da affrontare. Ecco. Lo studio di amministrazione condominiale Elena De Felice fornisce un servizio altamente professionale, rivolto a tutti gli immobili del Legnanese. Garantisce una gestione professionale dell'immobile e la risoluzione tempestiva di tutte le problematiche relative alla vita in condominio, dal punto di vista giuridico, amministrativo e tecnico. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno, inoltre ampio reparto supermercato con articoli per ogni esigenza. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44.
video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Eccoci ritornati ancora in diretta quando sono le 16:57, gli ultimi scampoli di prova speciale numero 1 con la vettura numero 75 entrata proprio in questo momento, una delle ultime a disputare questo rally. Stiamo riferendo a Mattia Dalla Pria e Roberto Rossi, la prima generazione della Clio che tu conosci bene, l'ho vista campeggiare sul tuo telefono come sfondo, segno di un particolare attaccamento tuo. Io ho avuto la fortuna di usare questa Clio Gruppo A 7 marce, è veramente uno spettacolo, una gioia per il cuore veramente. E poi abbiamo anche delle notizie da darvi sull'andamento della gara, una penalità di 10 secondi all'equipaggio numero 45, quello di Stefano Borsoi e Mattia Bellorini su Peugeot 208, e poi anche il ritiro di un altro equipaggio tutto al femminile. Prima stavamo parlando della Tonia, invece adesso parliamo Paola Fiorio. di Paola Fiorio, ovviamente un nome altisonante sì. per quanto riguarda il contesto delle competizioni rallistiche. Per chi non fosse molto addentro, è tanto evocativo per questo sport. È la figlia di Alex Fiori, nonché la nipote di Cesare, quindi ieri sera, mi dispiace perché ieri sera proprio durante le verifiche diceva che aveva un conto in sospeso con quest'auto, però per quello che leggo ha avuto problemi tecnici, è un dispiacere che non possa aver disputato questa gara e chiuso questo conto con quest'auto, questa N3, questa Clio N3 di Valsesia Corse. E quindi l'unico equipaggio che rimane totalmente al femminile è quello che dicevamo prima, quello di Asia Vidori e Alessia Tomi. Volevo una parola sul numero 74, Bosetti Buzzi, con l'Astra ex Fioroni, che a parte che è una gran bella macchina, anche non semplice da guidare, quindi volevo portarla all'attenzione. Ecco, in cosa sta la difficoltà della guida di questa Opel Astra? L'Opel Astra è una macchina, non è così facile da guidare, bisognerebbe provarla. L'ha usata anche mio fratello un anno, sempre di Fioroni, e ottenendo ottimi risultati, però per sentito dire, perché ripeto io non l'ho usata, è molto nervosa e molto difficile da guidare l'Astra rispetto a una Clio. Ecco, questo è una testimonianza, seppure indiretta, che però ci dà uno sguardo, ecco, più dall'interno, più legato alle caratteristiche delle varie vetture, sulla loro guidabilità, sulle loro differenti qualità che sanno mettere in luce durante la prova speciale. Possiamo ancora ricordare l'ordine della classifica, almeno per le prime posizioni, con Andrea Crognola che comanda con un tempo di 5 minuti 25 e 1 e distanziato di 4 secondi e 9, ovviamente al di sopra di Gio Di Palma. Poi abbiamo Simone Miele in terza posizione, 7 secondi e 3, Re con 8 secondi e mezzo, Pedersani 13 e 6, Spataro 15 e 6, Pensotti 17 e 6 e poi Ripoli in ottava posizione, 21 secondi e mezzo, Freguglia a 25 e 7, Nicolas Cianfanelli a 27 secondi e mezzo. Elisa, non so se prima abbiamo parlato, adesso che mi viene sotto lo schermo ovviamente il nome di Freguglia. Freguglia ha questo doppio ruolo all'interno del Rally dei Laghi, sia ovviamente come concorrente, ma anche durante tutta la stagione come ricognitore di Andrea Crognola. Sì. Già anche ai tempi del Toporelli lui comunque faceva questo, quindi la sua esperienza come preparatore, anche come meccanico, come pilota, come ricognitore grande. Un'esperienza
davvero a tutto tondo, che davvero abbraccia tanti lati delle competizioni rallistiche. Vettura numero 78 in questo momento, mi sembra di aver visto a video, quella di Marco Albrigoni e Maurizio Della Torre. Continuano ancora a sfilare sotto i nostri occhi le Renault Clio. Questa volta stiamo parlando della categoria N3 con ai cancelli di partenza Cristian Tuarani e Cristian Bosetti. Anche qui la rappresentanza è tutta varesina, un rally molto sentito nelle nostre zone. Tu dici, certo, ovviamente in molti rally questa componente locale è forte, ma mi sembra che il Rally Internazionale dei Laghi abbia comunque un grande radicamento sul territorio. Allora, sì, assolutamente. A parte che è una gara per le prove che abbiamo e non sempre si possono utilizzare tutte, proprio secondo me è una gara da mondiale perché abbiamo delle strade pazzesche. Ma in effetti io trovo che ci sono due gare che proprio sono stra sentite, una è il Rally dei Laghi, una è il Rally delle Valli Assolane, ma proprio che viene vissuta in modo pazzesco proprio da tutti. E poi piace perché comunque non tutte le prove magari si assomigliano. Ecco, quest'anno non c'è il Covignoni, da molti odiato, da molti amato, hanno inserito questa, però piace. Si fa a febbraio in una stagione che dici ma caspita, non vado a rischiare la macchina, piuttosto che è una gara bellissima e quindi si fa sempre di tutto, tant'è che abbiamo visto, senza far nomi, una gara prima di questa che non aveva tutti questi iscritti, per quanto sono in molti. Ovviamente una gara, non so se l'abbiamo detto all'inizio, che vale anche per la Coppa Rally di zona, nella fattispecie la zona numero 3, ovviamente quella legata alla Lombardia. Un grande valore tecnico di questa competizione che nella voce di Andrea Sabella durante la presentazione tradiva in maniera neanche troppo celata la volontà, la velleità di salire di livello. Abbiamo già, come dicevamo, la validità per il CRZ, ma la volontà è anche quella di salire di importanza e di partecipare addirittura al trofeo italiano rally della posta. Anche in questa chiave si spiega diciamo l'introduzione della prova speciale della Grantola, no? Che ritorna dopo tanto tempo, una prova ad alto contenuto tecnico e che servirà insieme magari al Covignone, se tolto dalla naftalina, uso proprio le parole di Sabella, servirà a salire di categoria. Vettura numero 81 che aveva avuto una piccola incertezza, adesso è ripartita. Parliamo della vettura sempre di Cristian Tuarani e Cristian Bosetti, un'incertezza che però poi si è recuperata strada facendo, ecco. Cosa poteva essere successo lì, ecco, da lontano? Proviamo ad aprire la nostra sfera di cristallo. Parlavo con te, era distratto, non ho visto se ha messo la mano, magari non ha messo la marcia giusta e ha avuto difficoltà a ripartire, non ti saprei dire, anche perché non sentendo l'audio del... E nel frattempo abbiamo la prima auto a disputare la prova speciale numero 2. Beppe, subito apri il microfono e sentiamo. Eccoci, mi senti? Mi sentite? Assolutamente, Beppe, ti sentiamo forte e chiaro, vai. Andrea, la parola Andrea Crognola, non ci sono altre parole. No, siamo, guarda, sicuramente contenti della prima prova, devo dire bellissimo, tanto pubblico, partenza in una cornice sicuramente bella e dai, siamo andati bene sulla prima. Comunque i nostri avversari spingono, bisogna stare con i piedi ben piantati per terra e cercare di non fare comunque errori stupidi. 4 secondi e 9 su Gio Di Palma, insomma mezzo secondo al chilometro. Sì, dai, guarda, siamo contenti, adesso ci concentriamo su questa. A dopo. Bocca al lupo Andrea Sassi, navigatore di Andrea Crognola, e ora la vettura, come vedete, la Citroën C3, e come no. Già abbiamo Gio Di Palma, lo possiamo sentire subito. Gio Di Palma, una battuta rapida.
Per ora difficile, divertente ma difficile. Sei molto vicino, Gio, mezzo secondo a chilometro è molto poco. Ma sì, devo dire che sono contento, però la gara è lunga. Molto bene, molto bene. 17.06, quindi abbiamo pochissimi minuti dalla partenza della prima vettura. Beppe, sentiamo anche le auto successive che si stanno avvicendando. Vediamo quella di Spataro adesso. Sì, siamo con Andrea Spataro e Alessia Muffolini. Si va all'attacco. A te piace Sette Termini? Ma Sette Termini mi piace, bisogna prendere un pochino di fiducia in più, non so se stiamo diventando vecchi, ma prima siamo stati tanto conservativi, il grip c'era, era buono, la prova bellissima, e avevamo indovinato il distacco. Prima di arrivare al tavolino ho detto quanti ne avremmo presi, quindi vediamo. Benissimo. Eccoci ritornati in studio con queste fasi preparatorie della prova speciale numero 2, la Laghetto Sette Termini, che sta per iniziare, attesa la prima vettura in partenza alle 17.09, dicevamo la prima vettura con questa Laghetto Sette Termini, mentre ancora stanno finendo le vetture della prova speciale numero 1. Siamo arrivati alla 106 di qui sopra e qui sento una risata di intesa da parte di Elisa, insomma, proprio a ricordare quel suo trascorso con questa vettura, che intanto mi sembra che non hanno acceso forse le luci di profondità, perché arrivando nel sottobosco abbiamo avuto un po' di difficoltà con la luce che sta calando. Però è già il momento, ovviamente, quando ci stiamo avviando al tramonto. Direi di ridare ancora una volta la linea a Beppe Macchi da prova speciale numero 2. Beppe, la linea a te. Ed eccoci tornati dunque in diretta con la partenza da Montegrido della prova speciale numero 2 del 33esimo Rally dei Laghi. È già partito in questo istante Andrea Crugnola, ora il numero 4 è Beppe Freguglia. Forza Beppe, abbiamo bisogno di una tua grinta e ne hai tutte le caratteristiche per dare il meglio di te. Il Sette Termini a te piace? Sì, Sette Termini a me piace. Adesso abbiamo fatto questa qua che era un po' un'incognita, perché quando siamo partiti un po' noi davanti è cominciato a piovere, quindi era molto insidioso. Quindi non me lo sono sentito di forzare più di tanto, perché poi i ragazzi spingono, quindi qua bisogna tirare fuori i cosiddetti per far bene. Benissimo, in bocca al lupo a Beppe Freguglia e a Marco Pollicino. Allora, abbiamo visto senza dubbio Beppe Freguglia nella prova numero 1, io direi trattenuto, non era sciolto nel padroneggiare al meglio la vettura. Ora ci ha raggiunto Pippo Pensotti, l'expert di Prealpina, eccolo qui, è arrivato ora a Montegrino Valtravaglia. Pippo, che ne dici della prima prova speciale? Ma molto bella, ci siamo divertiti, un po' accorti nella prima parte, ma poi siamo andati bene, strapieno di pubblico, bellissimo, bellissimo. Ecco, a te il Sette Termini è sempre piaciuto negli scorsi anni, ecco, cosa ci puoi dire? Ma sicuramente è sempre una prova importante che fa classifica qui a Varese e cercheremo di fare il massimo. Ti lasciamo concentrato, ecco, Filippo Pensotti con Gabriele Falzone sono all'interno dell'abitacolo della Skoda Fabia RS 1600 Turbo da 300 cavalli. È la prima volta che Pippo Pensotti guida la versione RS, che ricordiamo rispetto alla Evo, la precedente Skoda Fabia, ha un passo più lungo, ben sapete, e se non lo sapete, grazie al mondo dei rally imparate anche questo elemento. Il passo dunque è la distanza che intercorre tra l'asse anteriore e l'asse posteriore dell'automobile, e perciò è stato allungato rispetto alla versione Evo. Qui l'appendice aerodinamica posteriore, dei miglioramenti anche per quanto riguarda il motore, e poi
non solo l'appendice posteriore ma anche altri elementi aerodinamici anteriori. Ecco, rispetto alla giornata di stamattina, quando alle ore 8 questa zona della pineta di Montegrino, il laghetto di Montegrino, erano assolutamente avvolti dalla nebbia, ed era una nebbia che garantiva al massimo 50-70 metri di visibilità. Ora la visibilità è perfetta, prima è assolutamente meteo, è migliorato, e direi che sono tutte le condizioni migliori per disputare una prova assolutamente asciutta, ma in alcune curve è umida, ecco, diciamo, e sono curve che peraltro i concorrenti ben conoscono, segnate sul roadbook. Ecco, bene, così abbiamo avuto anche un riscontro sul fattore tempo, sul fattore meteo. Dicevamo che è migliorato rispetto alla mattinata, il sole ha preso decisamente il sopravvento, anche come vantaggio anche per il pubblico, insomma, che sta assistendo direttamente sulle prove. Elisa, parliamo anche della diversità delle due prove. Abbiamo appena diciamo archiviato in qualche maniera la prova speciale numero 1, la Forcora, almeno per le posizioni di vertice. Siamo passati alla prova speciale numero 2, la 7 termini, però la versione diciamo quella dal laghetto, insomma, siamo passati da una lunghezza di 7,4 km a una lunghezza di 9,45, non è la più lunga, però è tra le più lunghe. No? Sì, io sono curiosa di vedere domani quando partiranno da Grantola, arriveranno su, faranno questo pezzettino che a Stendallo per poi collegarsi e andare giù. Questi 15 km sono proprio curiosa di vedere come andrà. Tra l'altro un tratto che è in comune con la Grantola, no? Perché comunque è una prova che... Ecco, abbiamo, scusa, ti chiedo scusa Elisa, abbiamo Re in collegamento con Beppe della PS2. Beppe, sentiamo subito. Eccoci, Abbiamo sì, è partito ora Simone Miele, ora. una partenza dragster, è proprio il caso di dire, sono tutti Crugnola, Miele, piuttosto che Pensotti o Freguglia, che utilizzano gommatura Pirelli, mentre vediamo Alessandro Re, che a nostro giudizio è da seguire molto in modo attento, perché Alessandro Re è pilota che utilizza invece pneumatico Michelin, ha usato una mescola 0,2, perciò direi mediamente morbida, tanto le prove sono solo 2, insomma il chilometraggio della prima tappa è di solo 18 km e tra la prima e la seconda prova. La vettura per Alessandro Re, pilota di Como, è anche questa una Skoda Fabia RS 1600 turbo e ecco, con il sistema la spinta in partenza è davvero pazzesca, ci stupisce sempre. Li vedevamo questa mattina nel corso dello shakedown. Le vetture vengono portate a un regime di giri di circa 5.000 giri e poi immediatamente il pilota stacca il pedale della frizione e il sistema elettronico di gestione della trasmissione permette alla vettura di avere una spinta da 0 a 100 davvero brutale. Ora la partenza, il celeberrimo, e lo diciamo con un tocco di ironia, il macellaio di Piazza Beccaria Varese, Alessandro Ripoli con Edo Brovelli, copilota luinese. Alessandro Ripoli, classico gentleman che disputa un paio di gare l'anno e ha scelto la vettura, e qui vorrei proprio sottolineare il lavoro dei meccanici, perché ha scelto la vettura di casa Skoda ma preparata non da un noleggiatore lontano, bensì di via Montesanto a Varese, cioè SMD. E ora la volta del 26enne, pilota di Gavirate, Riccardo Pederzani, eccolo alla partenza con Martino Omacini. Riccardo Pederzani
figlio d'arte, perché Maurizio Pederzani, papà, ha corso varie edizioni del Rally dei Laghi, e diciamo che una critica, se si può muovere a questi piloti, di essere conservativi nella scelta della vettura. Quante Skoda... Un attimo per darti e dare a tutti ovviamente i nostri ascoltatori in diretta il tempo staccato da Andrea Crognola, che ha già portato a termine la sua prova speciale numero 2, 6, 57 e 7. Ho visto uno sguardo di meraviglia negli occhi di Elisa. Avevo calcolato di guardare dopo 7 minuti e mezzo indicativamente, però vabbè, ho sbagliato alla grande. Ha battuto il muro dei 7 minuti. Pazzesco. Segno che ovviamente ha pestato forte Crugnola, non si sta minimamente risparmiando, segno anche che ci tiene ovviamente a ben figurare in questo Rally dei Laghi, ovviamente oltre alla grande capacità di fondo del campione in carica del campionato italiano assoluto rally. Chi sta partendo adesso, Beppe, dalla PS2? Eccoci, Daniele. Guarda, parlavamo della differenza tra le Skoda Fabia RS e le Evo. Ora abbiamo sotto i nostri occhi, con la via è partita anche Cianfanelli, è proprio la Skoda di Cianfanelli. Ora è la volta di quella di Luca Ferducci, che è pilota di Cunardo, e sono tutte vetture Evo, cioè della precedente generazione. Ma non dobbiamo pensare ad una prestazione scialba di questi piloti, tutt'altro, perché assolutamente sono in grado i più talentuosi dal punto di vista della guida. E Beppe, a proposito di prestazioni non sciatte, dobbiamo segnalare il grande tempo di Gio Di Palma, navigato da Cobra, 6 minuti 57 e 3. Siamo sul filo dei decimi, letteralmente, perché sono solamente 4, e dico 4, i decimi di differenza tra i due tempi staccati dal primo e dal secondo concorrente, quando in questo momento arriva anche il tempo di Andrea Spataro, questa volta un po' più alto, 7 minuti 11 tondi per un distacco dalla vetta di 13 secondi e 7. Se volessimo, e lo diamo ovviamente, un dato aggregato già alla luce di PS2, le prime 3 posizioni ora ci dicono un Crugnola al comando con 12 primi, 22 secondi e 8 decimi, Di Palma a 12 e 27 e 3, quindi distaccato ancora di 4 secondi e mezzo, e uno Spataro a 28 secondi e 9, questo dopo la prova. Beppe, adesso vedo la vettura numero 14, se non vado errato. Sì, è proprio così. Il numero 14 tra poco partirà. Ora è la volta però di Marco Rodili, il benzinaio di Gavirà. Senza dubbio Gio Di Palma, torno sulla prestazione di Gio Di Palma, pilota di 34 anni, di Malnate, certamente anche lui 2 o 3 gare l'anno, non oltre, ma questa è una ennesima conferma di come nel confronto con un pilota professionista del calibro di Andrea Crugnola, Gio non sfigura, ed è lui si chiama Giuseppe Di Palma, ex campione italiano motocross MX2 nel 2007 esattamente, e a noi dispiace perché quando Gio Di Palma è passato proprio nell'anticamera del professionismo, direi che non ha avuto gli aiuti, ha avuto l'aiuto certamente della federazione per un anno, l'ha sostenuto nel team ACI Team Italia.
Ecco Beppe, approfitto per chiederti invece della Toyota Yaris GR che stiamo vedendo ai nastri di partenza che rompe un pochettino il panorama molto monopolizzato soprattutto nelle prime posizioni dalle Skoda, ad esempio una Toyota Yaris che fa parte anche di un trofeo a sé, vero? Certo, fa così parte di un trofeo tanto voluto e sostenuto dalla casa, al punto tale che il vincitore dell'anno scorso, Thomas Paperini, che è di Pistoia, ha avuto la fortuna di vedersi assegnata, ecco un attimo solo, di vedersi assegnata, dicevo, la prima guida della Skoda, della Toyota Yaris GR Rally 2, la più potente, la più seguita, la più direi ufficiale, che in Italia l'anno scorso ha motorizzato proprio l'avventura di Gian Domenico Basso e del suo navigatore. Dunque certamente è un premio che Toyota Italia ha voluto attribuire al vincitore del trofeo dell'anno scorso. È una macchina particolarmente professionale, è definita da molti dei piloti. È difficile da portarla al limite, mentre, diciamo la verità, per molti di loro sostengono i piloti più, direi, inclini a frequentare il campionato italiano maggiore. Ecco Beppe, approfitterei per dare ulteriori... è la Skoda Fabia. Per dare ulteriori ragguagli sulla classifica, sui riscontri che prendiamo ovviamente dal sito della Federazione Italiana Cronometristi, il tempo di Filippo Pensotti di 7 minuti primi, 7 minuti 18 e 1 e poi il tempo di Beppe Freguglia di 7:23 e 2 per un distacco rispettivamente di 20 secondi e 8 e 25 secondi e 9. Aggregando questi dati ritorniamo a dare la classifica alla luce di questi primi risultati che stiamo collezionando dalla prova speciale numero 2. Crugnola sempre in testa, 12:22,8 il tempo totale, 4 secondi e mezzo il distacco di Gio Di Palma, grazie alla grande prestazione che ha riportato proprio in questa prova speciale numero 2. Poi Simone Miele completa questo podio ideale dopo le prime 2 prove a 14 secondi e 9 di distacco. Alessandro Re 17,6 secondi, poi Spataro, Pensotti, Ripoli, Freguglia e Denunzio. Abbiamo il duo Maran adesso sotto i tuoi occhi, Beppe. Pensate nel 2007, Daniele, nel 2007, nel marzo del 2007, Vanni Maran con suo fratello Lorenzo, che ora sono in partenza, hanno vinto l'assoluta, avevano la Clio Williams, difendevano i colori della scuderia dove lavorava tanto e tanto bene Elisa Galli, la Valcuvia Corse. È vero, Elisa, è vero. ti ricordi quella grande vittoria di... 2 grandi vittorie, mi ricordo questa e quella quando c'era Andrea e Simone che fecero il primo e il secondo posto. Indimenticabili, direi. E adesso arriva Massimo Fusetti. Ecco, siamo ormai nel cuore della classe Super 1600, sono macchine da corsa queste, non sono adattamenti di automobili di serie con elaborazioni, con dei kit di elaborazione che le portano ad essere vincenti a livello racing, ma nascono proprio per le corse. Bene, vi abbiamo presentato questa prima serie di vetture qui a Montegrino Valtravaglia, prova numero 2. A noi è piaciuto tanto mettere alla frusta Andrea Crugnola. Abbiamo saputo dalla classifica, dal centro classifiche e dallo studio di Prealpina che Gio Di Palma è riuscito ad esprimere, io direi, il massimo della sua possibilità.
e questa è la riprova che Joe Di Palma è competitivo. Attenzione anche a domani a una reazione di Alessandro Re. Joe Di Palma sicuramente da tenere in considerazione, è vero, insomma, probabilmente è stata un po' la rivelazione anche di questa prova speciale numero 2 che ci fa un po' tornare in mente il dispiacere per il fatto che non corra più gare di quelle che gli vediamo correre, anche se poi come dicevamo prima sta montando un impegno per fargli aumentare un po' l'impegno e insomma la presenza all'interno delle gare della stagione. Ecco, Beppe, noi ti salutiamo, ti salutiamo perché tu adesso potrai abbandonare la partenza della prova speciale numero 2 perché così potrai raggiungere la vetrina, il riordino che ci saranno a Luino, in modo che le persone, tutti gli appassionati possano avvicinarsi alle vetture, le possano vedere prima che queste poi ritornino alla Colacem per l'assistenza e il parco chiuso di questa notte in attesa della seconda tappa di domani. Elisa, ritorniamo invece con le immagini alla prova speciale numero 1. Stiamo vedendo una Fiat 600 e questa eroi, anche loro sono immagine eroi. Davvero non lo so perché mi scalda il cuore. Certo, è una vettura che è anche legata un po' alla mia infanzia. Sono vetture che erano molto comuni alla metà degli anni 90, alla fine degli anni 90. Dovrebbe essere una Fiat 600 Kit, dimmi se dico bene. Allora, Fiat 600 Abarth A0. Ok. Vorrei ricordare che anche Filippo Pensotti non so come facesse mai esercito con un bel trofeo 600, quindi forse aveva un sedile centrale che lo ospitava. Beh, certo, ecco, diciamo che sulle prime non capivo cosa stessi dicendo. Ovviamente Elisa si riferisce alla statura scusate, importante di Filippo Pensotti. Credo che superi i 2 metri di altezza. Esatto. Su una vettura abbastanza compatta, insomma, fa sorridere come ci potesse stare, però alla fine vediamo come anche la Fiat 600 fosse adatta ad accogliere un giovanissimo Filippo Pensotti che si avvicinava alle competizioni. Diamo ancora uno sguardo alla classifica con l'andamento alla luce della prova speciale numero 2. Ricordiamo un tempo totale di Andrea Crugnola di 12 minuti e 22 secondi e 8, un distacco di Joe Di Palma di soli 4 secondi e mezzo a presidiare dunque la seconda posizione. Simone Mieli terza posizione a 14 secondi e 9, qui i distacchi si fanno un pochettino più accentuati. Alessandro Re con 17 secondi e 6 e poi Andrea Spataro a chiudere la top 5 con 28 secondi e 9. In sesta posizione Pederzani 31 secondi e 7, Pensotti 38 secondi, poi Ripoli, Freguglia e Cianfanelli a chiudere la top 10. Qui andiamo quasi verso il minuto di distacco dalla vetta con 56 secondi e mezzo, e poi a seguire Brega, Fredducci, Rodili, Denunzio che è stato adesso scavalcato, proprio in questo momento si è aggiornata la classifica. Dunque Fredducci in 13ª posizione, Rodili con la 14ª posizione. Denunzio deve ancora disputare ovviamente la prova e quindi segno che siamo ancora in corso. Siamo arrivati praticamente agli sgoccioli delle auto moderne della prova speciale numero 1. Ci prendiamo una piccolissima pausa prima di vedere le storiche, un drappello di 6 auto molto interessanti anche loro. Torniamo subito.
Lo studio di amministrazione condominiale Elena De Felice fornisce un servizio altamente professionale, rivolto a tutti gli immobili del Legnanese. Garantisce una gestione professionale dell'immobile e la risoluzione tempestiva di tutte le problematiche relative alla vita in condominio, dal punto di vista giuridico, amministrativo e tecnico. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno, inoltre ampio reparto supermercato con articoli per ogni esigenza. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. – 17:32 proprio in questo istante dal sito della Prealpina www.prealpina.it, da tutti i nostri canali social per seguire in diretta con le nostre immagini in esclusiva questa 33esima edizione del Rally dei Laghi. Abbiamo seguito fino ad adesso l'andamento della prova speciale numero 1 che si sta chiudendo con l'entrata in questo momento delle vetture del trofeo delle storiche. Intanto siamo anche nelle prime fasi della prova speciale numero 2, quando le prime che hanno già ultimato quest'ultima prova che chiude la tappa odierna del rally si stanno recando verso il riordino di Luino prima poi di ritornare a Caravate. Che idea ti sei fatta dell'andamento generale della corsa di oggi? Quali sono stati diciamo le cose che ti hanno sorpreso di più e insomma, gli elementi che hai trovato più interessanti? Sorpreso nulla, diciamo che tendenzialmente le prime due prove del primo giorno sono un po' la prova, ecco. Poi domani mattina con questa classifica partiranno agguerritissimi e da lì inizierà veramente la gara a tutto tondo. Beh certo, oggi abbiamo visto una piccolissima parte del percorso totale. Si sono scaldati. Si sono scaldati con due prove rispettivamente di 7 km e 4 e 9 km e 4 su un totale, se ricordo bene, di 68 km di prove speciali insieme poi al trasferimento, sforiamo quota 200 km, un percorso abbastanza lungo, ovviamente una peculiarità quella del rally, quella di comprendere anche il trasferimento. Sono macchine stradali targate in tutto per tutto road legal, ecco, direbbero gli inglesi, e quindi che devono anche districarsi nel traffico cittadino. Qualche volta capita qualche disguido per il quale poi non si riesca a raggiungere il trasferimento nei tempi dovuti. Bisogna stare attenti anche lì, Succede traffico, lo stesso Crugnola l'anno scorso ha avuto un incidente andando all'Alpe tedesco. C'è stato un fraintendimento, se non ricordo male, gli hanno fatto segno di passare, arrivava una macchina e l'ha preso in pieno nella portiera, quindi per fortuna poi non ha avuto ritardi, però tante volte il traffico, tante volte ti ferma anche la polizia, perché comunque puoi essere fermato tranquillamente e se sei in ritardo e hai delle problematiche poi rischi di timbrare in ritardo, sì. Sono incognite che vanno tenute in considerazione ovviamente e danno quel pizzico anche di adrenalina, di imprevedibilità. Un aneddoto, tanti anni fa poi soprattutto si arrivava su alle prove, magari c'erano delle macchine parcheggiate ai lati, non si riusciva ad arrivare e bisogna mettere la tabella da timbrare nei tempi previsti, quindi il naviga, poverino, scendeva a 200 all'ora, correva fino al tavolino, si lanciava con la tabella per non timbrare in ritardo. E direi invece alla regia, se possibile, di ripassare e vedere ancora le ultime vetture della prova speciale numero 1. Dovremmo avere le storiche. Se non vado le mitiche errato.
forse non sono ancora partite, mi dicono dalla regia che hanno 5 minuti di ritardo. Ecco le immagini direttamente da PS1, una Ford Sierra Cosworth, ho visto bene? Sì, col pinnone, questa qui è una macchina bellissima, se non sbaglio questa qua dovrebbe essere posteriore, ma non vorrei una sciocchezza, perché io adesso non la vedo bene qua, cosa dice Sierra Cosworth. Non so da se quello che sì, questa dovrebbe essere posteriore. Questa qua dovrebbe essere posteriore, è rimasta leggendaria l'aveva la anche sua preparazione per quella appendice aerodinamica. Mio fratello l'aveva con scritto dietro "Ciao mamma, guarda come mi intraverso", e girava per strada così. Ecco, diciamo che erano i periodi in cui imperversava Giovanotti ed è venuta naturale riprendere il verso di quella canzone che andava forte, come era l'originale, "Ciao mamma, come mi diverto". Esatto. Ecco. E si divertiva, insomma, Sì, fratello, mio fratello sui tornanti è un attorno a appassionato poi dei posteriori, infatti aveva fatto anche un Varese con l'M3 posteriore, e lui se è dritto non è felice, quindi sempre in traverso. È quello che ovviamente cercano gli appassionati in questo tipo di vetture, anche l'adrenalina, quella guidabilità che solamente una vettura a trazione posteriore ti può dare. Bisogna anche dire che però più siamo andati avanti nel tempo, più anche le vetture a trazione anteriore hanno migliorato talmente tanto la propria guidabilità, la propria affidabilità, il proprio piacere di guida, che non dico che non le facciano rimpiangere, però insomma se la battono anche loro, o no? Questo in dubbio. Io ho riscontrato questo nella mia piccola esperienza. Diciamo che la prerogativa del posteriore è l'assoluto divertimento, cosa che oggi nelle gare non ci si può più permettere, perché o si fa spettacolo o si fanno i tempi, quindi è una scelta. Credo che loro con questi si riescano ancora a divertire. Ed è per questo che ci piace vedere anche le competizioni che hanno al centro le auto storiche. Non so se l'abbiamo detto all'inizio, ma nel caso lo ripetiamo. In questo frangente la Ford Sierra Cosworth è quella di Daniele Martinelli, sì, navigato da Thomas Toniolo, il primo comasco, il secondo varesino. Dovrebbe partire a breve, sta aspettando che tutto sia pronto per disputare anche lui questa prova speciale numero 1. Per loro si tratta ancora della Forcora. Direi che nell'attesa possiamo ricordare, per chi si fosse messo in contatto solamente adesso da questa lunga diretta che abbiamo iniziato già alle 15:30, l'andamento complessivo della classifica: 12 primi, 22 secondi e 8 il tempo totale totalizzato da Andrea Crognola, navigato da Andrea Sassi. Di Palma in seconda posizione, 4 secondi e mezzo, grazie ad una prestazione maiuscola, veramente il caso di dirlo, durante la prova speciale numero 2. E poi abbiamo Simone Miele navigato da Monetti, 14 secondi e 9 in terza posizione a chiudere questo virtuale podio della prima tappa del Rally dei Laghi del 2025. Quarta posizione per Re, quinto Spataro, sesto Pederzani, settimo Pensotti, ottavo Ripoli, nono Freguglia, decimo Cianfanelli, e poi a seguire Locatelli, Brega, Fredducci, Maran, Vagliani, Rodili, Formenti, Meli, Bini e Fusetti in 20ª posizione, quest'ultimo con un distacco di 1,57 e 1. Siamo passati ad un'altra trazione posteriore, anche questa ci fa battere il cuore sicuramente, perché si tratta di una Porsche 911, è quella di Daniele Ricciardone con Chiaffredo Bosio. Anche questa 911 ci fa battere il cuore, sicuramente questo nuovo trazione. Ero in attesa di vedere magari il passaggio sul tornante con la Sierra, ma ancora non l'abbiamo visto. Adesso Eccola spuntare. Dovremmo... perché vorremmo vederla scodare un attimo. Su quel passaggio col tornante lo sto attendendo con ansia. Vorremmo vederla scodare per la gioia nostra, vediamo il nostro se Martinelli ci fa spettacolo, giustamente.
Grande. bellissimo. Questo è un distillato di divertimento. Per gli appassionati ritorniamo sul discorso nostalgia, Elisa, Eccolo con questa qua. Peugeot 205. Questa questa è una di GT guidare. 1009, la guida Matteo Marignan, che di solito corre in N2 e lui dice anche. Non è figlio d'arte, ma è sposato con la figlia di Mazzetti, quindi comunque vive in questo mondo. E anche questa caratterizzata da una colorazione assolutamente sgargiante, Bellissima, che ci direi. aiuta a stagliarla sul nastro di asfalto della prova speciale numero 1, la Forcora, che sta volgendo al termine. Vabbè. E qui abbiamo Grande Frank con... Abbiamo un'italiana di razza, stiamo parlando di una 131 Abarth. No, Questa che motore aveva? Aveva un 1300, ricordo bene? Sembra, però non vorrei dire una Forse mi sto cavolata. confondendo con la Ritmo, non vorrei, Esatto. non vorrei dire qualcosa No. di sbagliato. Non lo dico, ma non mi sembra 1300. Quello che è sicuro è che la numero 204 ed è quella di Francesco Francabandiera e Rolando Aries. Anche qui parliamo di un Questa vettura equipaggio tutto varesino. È uno spettacolo. Se si apre il cofano è come, non lo so, è chirurgico dentro, è tenuta benissimo. Però sembra che ci sia qualche problemino. Che peccato. Sembra di fermarsi anzitempo l'equipaggio con questa Fiat 131 storica, la livrea all'Italia che caratterizzava Bettega, ecco. quel tempo la carrozzeria di queste vetture. Segnalano. l'interruttore. Purtroppo, Ma no, che purtroppo peccato. devono segnalare l'avaria al loro mezzo. Bettega per i Sinot. Come ti dicevo prima, quando feci il corso a Cixai, io ebbi la fortuna di avere Perisinot come navigatore. E quindi anche lì ha saputo trasmetterti quello che era il suo bagaglio di conoscenza. Occhio alla 205 che segue con un numero di gara 205, appunto. La 205 rally, come dicevamo prima. Che ha dovuto evitare all'ultimo questa 131, rimasta purtroppo ferma sul percorso della prova. Quando vediamo un'altra Peugeot 205 è quella di Bella Roberto, sì. Del numero 206, e qui vediamo proprio la vettura che chiude proprio l'intera prova speciale della Forcora, e quindi ci dà la chiusura anche di questa prima frazione del rally. Ancora con le targhe con la provincia, anche qui mi scende una piccola lacrimuccia. Io ricordo ancora la targa della mia. La ricordi a memoria? Barese B4358. Ecco, se volete verificare se dice la verità, insomma, potete farlo anche voi da casa. Era un qualcosa di caratteristico che poi ovviamente dal 94 mi sembra abbiamo perso, dal 93 per arrivare alle alfanumeriche che ancora adesso utilizziamo, che però dobbiamo essere sinceri ci hanno copiato anche all'estero. Esatto. Quindi vuol dire che una soluzione proprio del tutto errata non è stata. È vero che hanno una possibilità di combinazione maggiore e che ci dovrebbero portare avanti per altri decenni e decenni. E qui invece abbiamo la Scopa con una Fiat 127 con un bel lampeggiante sul tetto che va a chiudere. Che caspita, ma quanto hanno fatto? Peccato per l'equipaggio 204, probabilmente la Scopa andrà a vedere e a sincerarsi anche delle condizioni dell'equipaggio. Sembra che sia tutto a posto, che sia stato solamente questione di una avaria al mezzo, quando invece la 206 rigorosamente anteriore questa affronta il percorso in tutt'altra maniera, in tutt'altro
stile dettato dallo schema meccanico. Vediamo qui come affronta questo tornante abbastanza tranquillo, senza strafare. Ovviamente anche diverso lo spirito con cui le storiche affrontano la prova speciale. Elisa prima diceva: o ti diverti o fai il tempo, non si riesce a fare tutte e due, Oggi non sempre. no. Oggi non si può più. Oggi non si può più. E quindi insomma stiamo definitivamente dando la chiusura della prova speciale numero 1 nell'attesa che il nostro inviato sulle prove Beppe Macchi possa raggiungere il riordino di Luino per darci dei pareri a caldo per vedere insomma quali sono gli umori anche dei piloti alla fine di questa prima tappa del Rally dei Laghi. Direi che possiamo dare un momento la linea alla pubblicità, ma ritorniamo tra pochissimo. – 17:47, siamo ritornati in diretta con questa trattazione, questa copertura praticamente integrale che la Prealpina fornisce del Rally dei Laghi 2025. È una tradizione che ci portiamo avanti orgogliosamente da 8 anni, in esclusiva quest'anno per quanto riguarda la parte video, e grazie alle telecamere guidate da Pavel Palao abbiamo anche uno sguardo su questo scampolo finale della corsa, della prima prova speciale. Purtroppo questo equipaggio, il numero 204, si è dovuta accostare sul lato della strada ed è stata prontamente assistita da parte della vettura di chiusura, la vettura scopa, rappresentata in questo caso da una Fiat 127. Qui abbiamo dei ricordi ovviamente della produzione Fiat anni 70. Una versione a 2 porte, ma ci ricordiamo benissimo che della 131 c'era anche la sedan, la berlina, e la leggendaria panorama, quella Mirafiori che abbiamo visto nel film Bianco Rosso e Bordone, che abbiamo ovviamente associato tutti a quel film. Un periodo in cui le berline andavano di più, Elisa, e insomma la produzione Fiat non si concentrava ovviamente solo sulle sport utility o sulle piccole come succede adesso. Era un periodo di produzione diverso. Sì, però ricordiamo anche la bellissima Ritmo 105-130 che sono state in rally, non hanno fatto tantissimo, però erano delle macchine bellissime. Quando ci si divertiva con quei pochi cavalli, perché? Perché i pesi erano minori e comunque bastavano per farti divertire. Adesso con quella cavalleria potremmo quasi dire che una macchina va piano. Non è assolutamente così ovviamente, però sono cambiate le dotazioni di sicurezza, sono cambiati le assistenze alla guida, sono cambiate le apparecchiature che troviamo all'interno delle vetture di serie, quindi
per forza di cose i pesi anche sono aumentati. Adesso è una vittoria quando non ci allontaniamo troppo dagli 11 quintali, i 1300 kg, quando invece prima si riusciva tranquillamente con una vettura di produzione di serie a stare attorno ai 700-800 kg. Mi viene in mente una A112 di quell'epoca, oppure forse una stessa 127, una Simca, una bella Simca. Anche in quel caso ovviamente avevamo dei pesi assolutamente ridotti e ovviamente bastavano delle cavallerie minori. E qui parliamo di auto, e nonostante io non abbia l'età di Gesù, io ricordo, ed ero già maggiorenne, andavo a vedere i rally sprint e si potevano correre senza navigatore e l'abbigliamento non era ancora così, tipo potevi andare con le scarpe da ginnastica, non era necessario avere quelle ignifughe, quindi di cose ne sono cambiate molte. Adesso ovviamente i requisiti per la sicurezza anche sono cambiati. Ovviamente sono delle ristrettezze in più, possono rappresentare anche delle scocciature per un certo punto di vista, però ovviamente i piloti affrontano in maniera diversa. Le auto sono diverse, come dicevi tu, sono più performanti, la velocità, il peso, quindi deve essere tutto chiaramente... Le tute devono essere ignifughe. Quelle lo erano, adesso c'è il collare ANS, infatti ho avuto una leggera difficoltà perché dalla mia ultima gara a quella che ho fatto qualche anno fa, mettere il collare ANS non è stato proprio così semplice e immediato. Però sappiamo anche quante vite abbia salvato questo dispositivo, quindi diciamo che è una scocciatura che ci sono state delle migliorie assolute per la sicurezza, assolutamente. Hanno accettato di buon grado. Sempre per rimanere nell'ambito della sicurezza, Elisa, ti chiedo anche il tuo rapporto, se c'è stato e come, con il tracciamento satellitare, ad esempio, che prima non c'era e poi dopo è stato introdotto, mi sembra, nella metà degli anni 10, no? Sì. La mia ultima gara c'era. Però vabbè, infatti io ho dovuto chiedere cosa fosse, perché una volta avevamo il controllo timbro, non c'era il satellitare, quindi per fare in modo di non tagliare il percorso o questo, da radar avevamo i controlli timbro, quindi si passava e io ricordo una volta al Valli, in mezzo al bosco, c'era questo tavolino, si faceva il controllo timbro, quindi era certo che eravamo passati di lì e poi si proseguiva. Che allora ancora adesso permangono delle postazioni all'interno della prova speciale dove si consegna la scheda al marshal di turno, al questo cronometrista, però era il trasferimento. Però questo si fa in trasferimento, invece quello si faceva all'interno della prova. Come funzionava? No, quello di cui parlo adesso si faceva, non so, io da Varese devo andare a fare 7 termini, potrei tagliare il percorso per fare qualsiasi cosa, benzina, tutto quello che... E no, c'erano delle postazioni dove io dovevo passare obbligatoriamente per dimostrare e farmi timbrare la tabella per dimostrare che io ero passato lì, non essendoci un tracciamento. E quindi erano degli stratagemmi ovviamente per scansare ogni possibile sospetto di truffa, di raggiro del regolamento, che adesso invece è stato scalzato dal controllo satellitare, un controllo satellitare che ritorna in primo piano proprio anche per l'introduzione della slow zone. Non so se ne hai sentito parlare in questa edizione per la prova speciale che è stata spostata e che quindi, passando in una zona a grande, insomma, un centro abitato, prevede che per quel piccolo tratto si diminuisca la velocità e si va dal massimo a 50 km all'ora. L'unico modo per accertare che questa sia effettivamente rispettata è appunto il controllo satellitare. Certo. Sì, se non sbaglio sono 500 metri, ma l'anno scorso l'avevo visto in un camera car, che questo navigatore contava tipo fino a 12 e faceva rallentare il pilota. Era una cosa un po' così astratta. È un qualcosa che un po' ricorda lontanamente quello che succede anche nelle corsie dei box per le Formula 1, che devono avere
che devono avere una velocità controllata all'interno di quel percorso, insomma, di quel braccio di asfalto. Sì, certo. Nel frattempo la regia mi dice che è arrivato al riordino di Luino il nostro inviato Beppe Macchi, che ci può dare uno spaccato di quello che è stato la prima tappa che si sta per concludere. Si è conclusa per tutte le vetture la prova speciale numero 1 della Forcora, si sta invece disputando ancora adesso la numero 2 del 7 Termini. Subito dopo lo spot lo vediamo. Lo studio di amministrazione condominiale Elena De Felice fornisce un servizio altamente professionale, rivolto a tutti gli immobili del Legnanese. Garantisce una gestione professionale dell'immobile e la risoluzione tempestiva di tutte le problematiche relative alla vita in condominio, dal punto di vista giuridico, amministrativo e tecnico. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno, inoltre ampio reparto supermercato con articoli per ogni esigenza. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Prima di ridare a Luino la linea della diretta, mi urge salutare, purtroppo per un sopraggiunto impegno, la mia compagna di telecronaca Elisa Galli. La ringrazio moltissimo per il supporto e per le informazioni aggiuntive che ci ha dato per leggere ancora meglio nei dettagli questa prima tappa del Rally dei Laghi del 2025. Ancora grazie, speriamo di riaverti con noi anche prossimamente. Grazie a voi, grazie di tutto. Adesso possiamo dare la linea invece a Beppe Macchi, che è arrivato al riordino di Luino, un contesto in cui tutti gli appassionati potranno avvicinarsi alle varie vetture, potranno osservarle prima del rientro alla Cola Cema di Caravate, dove c'è l'assistenza e il riordino notturno. Beppe, a te la linea. Sì, perché quello che non è No, grazie a voi. Devo togliere queste... queste gare frequenti dalla Toscana 57, no, scusa, il weekend 52 l'anno, abbiamo veramente fatto grandissimi è poca roba, però no, è poco. Io voglio che tu lo faccia la sua voce, quindi io dirò no. Sta cambiando. Che con i commissari. E cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno del riordino i navigatori non possono entrare. Andiamo a vedere all'imboccatura del riordino. Siamo in Via Veneto. Non siamo a Roma in Via Veneto, ma siamo a Luino. Questa è la via dello shopping. Questi strani che tua famiglia non abbia orecchie perché sei abbastanza a ridosso del podio. Intanto ti stai guardando il camera sostanzialmente. Pensate alla tecnologia, stava riguardando dal display dell'auto il suo passaggio. Prendere al volo molto belle, la gara mi piace molto. Ovviamente il livello qui è mondiale, nel senso sia
studiamo nel banco di prova, e quindi cerchiamo solo di dare questo weekend. Martina. Grazie mille, il sorriso di Alessandro. E sta girando uno degli addetti ai concorrenti che comunicano con la direzione gara le impressioni e la navigatrice di Pederzani. Franco, qui abbiamo un pilota varesino ma un navigatore della zona, perché dopo Rovelli è di queste parti, sarà venuto a fare l'aperitivo chissà le volte a Guido. Alessandro Ripoli è varesino. Ale, questo Rally dei Laghi, gara di casa, si sta rivelando un sogno, visto che lo stai gareggiando con una vettura modernissima, la squadra dell'SMT. Ecco, diamo un rapido sguardo alla classifica per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Rimaniamo ovviamente ancora in diretta, sono le 18:01 con Crugnola saldamente al comando, un tempo complessivo di 12 primi, 22 secondi e 8 decimi, grazie alla grande prestazione di Di Palma durante la prova speciale numero 2, 4 secondi e mezzo il distacco della seconda posizione. In terza posizione Simone Miele, 14 secondi e 9, poi abbiamo Alessandro Re, 17 secondi e 6, poi abbiamo Andrea Spataro, 28 secondi e 9, Pederzani 31 secondi e 7, poi a seguire Pensotti, Ripoli, Brovelli, Freguglia e Cianfanelli a chiudere le prime 10 posizioni. A seguire Locatelli in 11esima, 56 secondi e 6, Brega 1 minuto 2 e 4 decimi, Fredducci 1 minuto 5 secondi e 1 decimo, poi il duo Maran a 1 minuto e 20 e 1, e poi Cambiaghi a chiudere la 15esima posizione a 1 minuto 32 e 5 decimi di distanza dalla prima posizione, come dicevamo, detenuta dal campione italiano in carica Andrea Crugnola. Questo il quadro che si sta delineando dopo la prima tappa di questa 33esima edizione del Rally Internazionale dei Laghi. Ancora niente ovviamente è stato deciso. Domani ci aspettano ancora 4 delle 6 prove speciali complessive da disputare. Ovviamente abbiamo la Grantola, che è una delle grandi novità di questo rally, molto temuta dai piloti per l'alto tasso tecnico, la difficoltà che questa comporta nell'essere affrontata. La Grantola che si ripeterà 2 volte domani per la prova speciale numero 3 e la prova speciale numero 5, e poi abbiamo la Valganna, anche quella un classico del Rally dei Laghi, prova speciale 4 e prova speciale numero 6. Dunque in questo momento sono stati percorsi 7 km e 4 della prima prova speciale, circa 9 km e mezzo della seconda, su un totale di 68 km, scusate, di percorso complessivo riferito alle prove speciali, e 212 complessivi per quanto riguarda anche i trasferimenti. Adesso una piccolissima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo. Nessuno affronta la strada così. Nessuno ama così tanto la polvere. Nessuna è come Suzuki S-Cross Hybrid, Next Level SUV. Suzuki. La tua auto ha bisogno di aiuto? Vieni a trovarci in via Trieste 34D. Oppure vai sul nostro sito www.robiricambiusati.it, dove potrete trovare molti ricambi di auto a prezzi convenienti e potrai anche risparmiare. Non esitare! Ritorniamo ancora in diretta qui dagli studi della Prealpina in via Tamagno 13 a Varese per seguire le ultime operazioni della prima giornata dei Rally dei Laghi. Dicevamo 2 delle 6 prove speciali disputate. Facciamo anche un primo controllo
del programma di domani con una uscita dall'assistenza di Caravate alle 9, abbiamo l'uscita e poi la prima vettura prevista alla prova speciale numero 3, la Grantola, alle 9:26. Noi saremo qui ovviamente a seguirla mentre ci arrivano le immagini in diretta da questa passerella di Luino, una novità di quest'anno per avvicinare ulteriormente le auto al pubblico che le può ammirare anche dal vivo con questa Toyota Yaris GR che sta guadagnando pian piano il centro del comune di Luino, con anche la vettura numero 14 che è la Skoda Fabia RS di Brega e Berisonzi. Andiamo a vedere anche la loro posizione in classifica, con una classifica dopo la prova speciale numero 2 che li vede impegnati tra le prime posizioni. Anche la Skoda Fabia RS tra le vetture che sta passando in questo momento. Dicevamo Toyota Yaris GR invece protagonista di un trofeo a sé, un trofeo che sta attirando tante attenzioni, di un modello che anche di serie sta andando piuttosto bene, che sta rialzando le sorti del marchio giapponese, riportando il piacere di guida anche nelle piccole sportive, un fenomeno di mercato assolutamente rimarchevole e che si riversa, si rispecchia anche in questo trofeo dedicato per esempio anche alle Suzuki molto importanti, impegnate anche in questo Rally dei Laghi. Suzuki presente anche a livello di sponsorizzazione con la Milcar come sponsor della manifestazione. Dobbiamo ricordarci anche il resto delle realtà che hanno partecipato e hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione. Ricordiamo Magugliani, ricordiamo Foxtown, Banca Generali Private, Edil Art, il gruppo Auto Torino, le pratiche automobilistiche Crugnola, Mantes Capital, Automania, Samar, Chicco d'Oro, Euroceramiche, Veni Vidi Vici, Lonati Bagni e poi andando avanti Autodemolizioni Borrelli, Dema Infortunistica, Autolaghi, Elettrauto Bellorini, ESC, Colacem, Valle Belbo, insomma tutte realtà importantissime che hanno contribuito alla effettiva messa in opera di questa 33esima edizione del Rally dei Laghi, senza però dimenticare anche il patrocinio delle amministrazioni del Comune di Varese, della provincia di Varese, della Camera di Commercio, del Comune di Maccagno, Pino e Veddasca e il Comune di Luino, da cui arrivano le immagini in diretta che stavamo vedendo proprio in questo istante. Ricordiamo ancora l'appuntamento per domani, intanto per la diretta della seconda tappa. Alle 9:26 è prevista la prima vettura in partenza domattina. Ovviamente noi saremo qui un po' prima a raccontarvi tutti i retroscena, tutto quello che ci sarà da sapere per essere ovviamente al meglio informati sull'andamento della corsa. Noi saremo qui alle 8:30, quindi l'appuntamento è domani per le 8:30 sul sito della Prealpina, quindi www.prealpina.it e sui canali social collegati. In più vi ricordo ovviamente anche l'appuntamento in edicola con l'approfondimento sempre del nostro Beppe Macchi con i risultati di oggi e le informazioni, i retroscena che abbiamo scovato oggi, quello che è successo
successo durante la prima tappa. Da Daniele Mancin un grande grazie per essere stati in nostra compagnia, per aver seguito il rally con noi. Ci sentiamo domani, ringrazio anche la squadra presente sulle prove, la regia, e a domani dunque la diretta, sempre con noi, sempre con la Prealpina, a seguire il rally dei laghi.